This is a test donation for all. Ovviamente grande omaggio al vincitore degli Oscar, amici miei, vincitore degli Oscar Rami Malek, interprete del film, di uno dei più bei film che mai ho visto negli ultimi anni. Ovviamente sapete tutti di cosa sto parlando, amici miei, Bohemian Rhapsody, va sfunga. Ma chi si non vince visto chi la vince su? Ui, chi è chi? Nu abbonato Massimiliano, benvenuto Massimiliano, ma già non ero già abbonato Massimiliano. Fa niente, Massimiliano, riabbonati. Comunque per sfung proprio, voglio, per sfung. Sonny Crockett visto 2 volte al cinema, ma chi lo dice, ma chi lo dice? Ma l'ha già visto 2 volte croccantemente, croccantemente, ma l'ha già visto, voglio. Ma chi le va a vincere su? Ma chi le va a vincere su Oscar? Ma chi le va a vincere se non vincevis? Che ha fatto numeroni film, come sono contento, voglio dire, guarda. Molto molto felice di questa grande vittoria, di quel suo grande film. Guarda, già vedo loro che fa in da televisione, ma da che non so quanto tempo dovremmo aspettare, forse un anno, forse 2, ma non me ne fotto proprio. Bello, 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 bello. Ci siamo, dovevo iniziare così con un tributo ovviamente a Freddie Mercury, ma c'ero fai pure i tributo, Buchin tributist. Guagliù, vedo Carla Dico Stanco, dico Stanco pure, chi è? Ah, l'abbonato. L'abbonato Massimiliano con la canzone di 50 anni fa di Frank Annella. Abbonatissimi Oh! E sul canale di Annella sta Diego Tatarella e c'è sta pure Sportiel. Tantissimi si te fete o fatil chiama Anna Trinchil dopo le zecale piaciuta sta rima molto baciata, amici, mi è piaciuta sta rima baciata. Mica è facile a ferrimo frata, mica è facile per me che non sono rappers. Amici miei, ci vediamo dopo 4 giorni. Lunedì, a me tutte le volte che faccio la diretta è lunedì, ma pare 1000 anni che non faccio la diretta, non so perché. Boh. Vabbè, l'ultima diretta è stata giovedì, cioè l'ultima è stata venerdì la partita, vabbè, inutile, oramai è diventato inutile commentare questa partita a senso unico, perché oramai siamo proprio i vincitori, amici. Siamo proprio gli amici della vittoria, amici miei, siamo proprio gli amici della vittoria. Oramai proprio non c'è quasi più sfizio a giocare con Enzo Ferrara, perché poi la verità. Ma poi che vittoria, poi vabbè, già non voglio fare polemiche perché sennò qua poi non la finiamo più. Stasera Ticchioli che subito c'è Rone ladro, cioè, che parla, cioè come si dice, o ciucci chiama orecchie lepre, o come si dice, quel proverbio me lo dimentico sempre. O ciucci chiama orecchie lepre, come me lo dite come si chiama quel proverbio, me lo dimentico sempre. Intanto saluto a volo, parappopò, Iecca, Nicola Balzano, grandissimo. Nicola Balzano è stata una delle cose più belle di venerdì perché ci è venuto a trovare Nicola poi proprio un gigante buono. Io proprio guarda, quando voglio bene a questi personaggi buoni, tipo Nicola,
Oggi c'era Nicola, grande portiere, non l'hanno capito, non l'hanno capito che io lo dico da avversario, insomma, ma Nicola è stato un portiere che mi ha messo molto in difficoltà. Non l'hanno capito, nessuno l'ha capito a Nicola, io l'ho capito in toto, perché è stato un grande portiere, molto ligio tra i pali, molto fermo, molto... Ogni tanto si tava, però vabbè, io tutti si adattava. E vabbè, ma c'ha schiattati certi di cuore, poi vabbè, l'ho messi su Instagram, insomma, è inutile stare lì a crogiolarsi, ma ci fatto un pari di cuore, voglio frate, che a capo si veniva totti, penso che non arrivavo a livello mio. A parte il cucciaio finale, amici miei, ma sta a posto, amici miei, ma tutto bene? Ma what's your name, amici? Ma scusa, ma your name? Cioè, non so se mi sto spiegando, what's your name? Ma onesto, voglio fare una domanda che me la pensavo prima. Sapete quando io voglio bene a Ferrara, nonostante sia rosso, no? Onest, e questo mi dovete rispondere tutti in chat perché vi piscio in capo. Vi piscio in... Bravo, nella Chiuppi. Il bue chiama l'asino cornuto, bravissimo. Onesti. E mi dovete rispondere con onestà. Un Enzo Ferrara, un Enzo Ferrara al mio posto si sarebbe preso la responsabilità di calciare l'ultimo rigore a cucchiaio? Attenzione, perché la domanda potrebbe essere riformulata semplicemente con Enzo Ferrara si sarebbe preso la responsabilità di tirare l'ultimo rigore? No! Figurati a cucciare, voglio amici miei, ma di cosa stiamo parlando? Amici, ma what's your name? Cioè, ma noi no, giustamente, vabbè, sportiello, vabbè, ma what's your name, amici miei? Ma what time is it? Amici miei, ma what time is it? Cioè, ma what time is it? Ma sta a posto, voglio. Ma tutto bene? Ma state rispondendo o non state rispondendo? Voglio, ma sta a posto. Ma di cosa stiamo parlando? Come se il ritorno di Elia Bondi, grandissima, voglio bene. Non è stata bene in questo periodo. Ha avuto le emorroidi, no? Veramente voi... Sto scherzando. Non ha avuto le emorroidi, però non è stato... Antoni Scola! Ya, voglio, ma sta a posto. Ya, ma voglio bene. Cioè, tirare poi 3 poveri citi che l'ho pulito voi, a me me ne fottono. Però sul risultato di 13-10, con 5 rigori da parte mia, donati dal grandissimo Mafia, che ringrazio veramente a fino a quando non muore. Però tirare i rigori in quella maniera, con un portiere bravissimo, con Nicola Balzano a porta, cioè poi tirare, voglio, dopo 48 ore che non avevo dormito, che venivano ambriacati i sorsetti, in un litro e mezzo di sorsetto, amici miei. No, ma we are the champions, my friend. Ma we are the champions, you diver. We are the champion. We are the champion. Io, onesti, vi abbiamo regalato una vittoria che manca i mondiali 2006, amici, poi ci volete voi. Ma we are the champions, amici, ma we are the champions. Ma sta a posto. Saluto Silvia Torella. Nicola Balzano, comunque Cerone rigorista lo devo ammettere, no? Ma infatti, io veramente, a parte veramente, a me è piaciuto molto. È piaciuto molto Diego Tatare e Lucas. Ha fatto un auto. Vabbè, Diego Tatare è sempre uno dei migliori in campo. Però a Gicave da. Allora, scusate che mi sembra che ha donato qualcuno prima, ma non so chi era, forse no, ne era proprio nessuno, però non so, mentre sentivo Radio Gaga, ha sentito ting ting, non so se è una prova di Enzo Ferrari. Comunque ringrazio chiunque sia che ha donato, se ha donato, non so. Comunque praticamente Nicola Balzano no, mi ha fatto piacere che ha avuto da Arezzo, veramente un gigante buono, voglio bene. Non so, mi ha fatto, mi piace un bracciare Nicola Balzano, a braccione, un Nicola Balzano a braccione, molto tenero, un tenerone Nicola Balzano. Mi manca sapere che non sta qua a Napoli più che altro, perché su chi li vogliono che a me mi piacciono, non so, mi ci affeziono subito. Ah, Parapopo, ma Fabrizio, ma il tuo amico sta ancora accusando per il gol di Pinamonti. Non so se avete seguito ieri le storie di Instagram, che oramai sto parlando come un bimbo su Instagram. In pratica, no, c'è stato delle storie di un mio amico. Sì, no, poi ci hanno segnato Milik e chi ci ha segnato Zielinski. Non so, un fan da calcio, un magno mica fissato col fan da. Ui, Francannella, t'approcci, Francannella. Crecca, Peppe Dendice mi dava consigli per ma sì, anche un uomo
diciamo che Nicola Balzano, per esempio, è il portiere che manca al team Ferrara, che non so come all'improvviso si è trovato Nicola Balzano in campo. Ah, tra l'altro Nicola, io ci ho fatto una figura in mezzo, tutti te la volevo raccontare stasera, te la volevo raccontare. Ma quando io ti ho salutato all'inizio che ti ho visto, io non avevo capito proprio chi ci fa scimmiare. Cioè, non l'avevo proprio capito. Cioè, bene poi ti hai salutato, tu ciao 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 ciao, ti hai salutato molto così, molto sufficientemente. Ma perché ne avevo proprio capito chi ci fa scimmiare. Perché poi ho capito, a me mi va a capire fare figli di maschi, va a capire solo il film. Tento lo zoom sulla donna. Però io non vado a vedere. E qui da lì ne hai capito che era Nicola Balzano. E ci faccio mi figure in mezzo che ci fa. Non l'avevo capito. Però per 3 ore ci capito che tu e ti ho trattato da Nicola Balzano. Ma inizia a dire chissà che carnacuttare sa portato che lo bucchino Enzo Ferra. Che carnacuttare dei suoi, no? Qualche indigeno, insomma, come si porta. Poi Alessandro Marino, ci devi tornare a sponsorizzare le dirette su Instagram come una volta. Ragazzi, fra poco lo farò, però lo voglio fare con tranquillità, insomma, senza che la cosa così me ne voglio vedere bene anche dalla. Ma prima, amici miei, il bot non mi piace di mixare i social, non so perché a volte certi social sembrano ognuno diverso da sé, poi per carità, poi lo faremo. Ho altre idee su Instagram, ho altre cose da voler fare, insomma, mi diverte molto però per carità. Mi diverte quanto YouTube, Instagram, per carità. Anche se mi sta un po' stretto, perché io, per esempio, YouTube è bello, io parlo, io ce l'ho per storie, io faccio 100.000 storie, sono un vecchio su Instagram, nel senso che non faccio fare, non è che non faccio fare, non vorrei più spazio, insomma. Ah, comunque, Davide Ofiero. Ah, Davide Ofiero che mi fa piacere che possa assistere a queste dirette perché ho letto che gli hanno cambiato il turno. Davide Ofiero che lavora come un mulo e non può mai assistere alle dirette per via, no, la fatica mattina in press e quindi si sveglia presto, invece mo ci hanno cambiato turno, fa piacere che potrà seguire le dirette anche, diciamo, anche a quest'ora quando le facciano. Vabbè, come al solito siamo sempre pochi, siamo 93, vabbè, tanto oramai YouTube ci scappa fa, cioè c'ho tagli e cosci YouTube come scappa fa, top, cioè, sta da fa. Alessandro Marini è vero, ma anche è vero che quando sponsorizziamo anche su Instagram la diretta arrivavano sempre sotto i 200 spettatori. Vabbè, amici miei, poi vedremo, non vi preoccupate, io non. Che devo fare? Vedremo, dai, insomma. Allora, dico da Fabri, sei pronto per l'organizzazione di questo quadrangolare? Sì, voglio, ne sto parlando tanto. Veramente voglio organizzare. Vabbè, ma aspetta, siamo un po' di più, insomma, in dire. Però veramente voglio organizzare un quadrangolare. Ne parliamo sempre da vicino quando ci vedremo. E però a Gitmo ne parlo in diretta con voto. E questo colgo l'occasione per farlo. Vogliamo organizzare un quadrangolare. Dobbiamo fare un quadrangolare. Faremo 2 partite, due semifinali e una finale. Quindi si pensava di fare una squadra. Nella Yupp dice intanto le notifiche sono arrivate entrambe, ma mandate 50 notifiche in Coppa Kill Group. Cioè, ragazzi, ma siamo 300 su. Cioè, oramai sai che i social come sono fatto? Io sono fatto a latrina. Noi siamo fatti a latrina, noi dipendiamo dai social, dipendiamo dalle sveglie. Noi da soli non sappiamo più svegliarci la mattina, tranne io, che mi sveglio da solo. Teniamo bisogno delle notifiche, teniamo bisogno. Le persone si dimenticano di te, si dimenticano di noi, ognuno si dimentica. Quindi purtroppo anche Telegram, vedi, mi sono accorto che nonostante 300 iscritti su Telegram, alla fine la notifica arriva massimo a 120, 150 persone, non arriva a tutti. Quindi, boh, valla a capire, sono fenomeni che io, per carità, boh. Comunque, Nicola Balzano, comunque tenevo a dire a tutto il gruppo del venerdì che pur non conoscendo nessuno hanno accolto me e la mia ragazza come se fossimo amici da anni. Davvero grazie per tutti per la bella serata. No, ma grazie a te. Saluto Roy Anonimo, grandissimo che mi dà sempre dei rigori quando mi servono. No, Nico, io ti voglio bene, si un guaglione proprio un buonaccione, mi devi credere, ma mi piacciono assai, i giganti buoni come te mi piacciono tanto, per dire proprio la verità, mi piacciono molto e mi ha fatto veramente piacere, piacere vederti, conoscerti, proprio, non so, proprio a me piacciono le persone che posso toccare, sono fatta così, a me piace di toccare le persone, anche quando le tocco mi accorgo come sono fatte, io tocco sempre, tocco. Mi piace tu qua, il contatto fisico, capisco che se uno non si tira a rete, insomma, è una persona buona. Mi piace. Ui, Tiziano, buonasera Francesco Tiziano dalla Francia. E Greca. Luigi Cirillo, sosteniamo Enzo Ferrara. Ma che mai sostenere, ma che mai sostenere. Ah, io sai che chi tiene paura, non si cocco che femmina bella. La squadra di Ferrara ha paura e noi odoriamo questa paura, sentiamo questa paura e vinciamo. Anche se vi devo dire la verità, mo, al di là di tutto. Mi dispiace che Nella, infatti, no, perché
No, io lo so questa cosa, Nella, ce l'hai scritto nel gruppo, questa cosa di tuo padre, mi dispiace, io spero che sia tutto bene, insomma, ci avrà una certa età tuo padre, quindi mi rendo conto che non ti preoccupare, stai serena, tanto lo so. Comunque volevo dicere, cazzo volevo dicere? Ah, voglio, noi ci cerchiamo, perché questo è vero, è una cosa che dobbiamo fare, perché chi si cavanno in freve quando giocavamo con loro, si usciamo, no? Però praticamente, perché una volta hanno avuto il loro recupero e hanno ribaltato la partita, l'ultima che hanno vinto, solo che si dimenticano, loro ricordano solo le cose che si devono ricordare. Però alla fine, l'ultima volta che io diedi 2 minuti di recupero alla partita del 29 gennaio, loro vinsero sui rigori e fu una delle partite più spettacolari che abbiamo fatto, però loro non si ricordano. Loro mo si ricordano solo questa partita qua, che io ho dato 5 minuti di recupero, pure che io passo pure 2 ore a pallone, non è che stare lì e ma wow, ce la faccio più, no? Tanti non corro, mi sucamo, non corro, quindi posso anche resistere più. Però alla fine, che volevo dire, alla fine, vabbè, concordammo 5 minuti di recupero, abbiamo vinciuto, vabbè, sta a posto. Però mo che voglio fare? Cerco un arbitro, veramente cerco un arbitro. Se non lo trovo in mezzo alla diretta e lo chiedo al campo, cerco un arbitro. Ci sono varie cose che Enzo Ferrara Van Frev, ci sono cose del tipo noi abbiamo sempre fatto questo Antonio Scola chiama un rigore qualcosa si ferma il gioco, l'azione può essere pure che è stata quasi per segnare, si è sempre fatto così. Loro poi non lo dicono che si sono pigliato gol mentre c'erano i rigori, vabbè, quindi meglio prendere un arbitro che sappia queste tre regole e le attui e quando poi ci stanno i falli mette i falli, perché Ferrara comunque ha spaccato Mussa a Migliozzi che gli piace il masochismo, insomma, altri falli ci sono stati e cose, vabbè, come è meglio mettere un arbitro, questo è meglio per tutti quanti se vogliamo giocare, cioè così state zitte e basta, così non giate un freve, insomma. Allora, Andrea De Angelis, se sei stato espulso 5 minuti, non è stato fuori nemmeno un minuto di partita. Io, sì, vatteli a contare, Andrea, vatteli a contare, sono stati 5 minuti, quindi vatteli a contare, me sono contati, mi sono visto direttamente, non faccio di mongoloido, non cercate alibi quando partite e perdete e io vinco da campione, quindi mi faccio un buchino, eh. Ah, comunque, Crecca, già Enzo Ferrara, La arbitro principessa chi scende in è? due giardini Ci reali e si sanno va a fare Nanni. una passeggiata. Arriva vicino alla laghetto e trova un rospo. Dice, senti, aspetta, ma tu sei quello che dandogli un bacetto diventa il principe azzurro? Dice, no, che è frate, ma a me mi fanno un buchino. Ma io la conosco questa barzelletta, ma perché non si vede bene la GIF? La conosci- la conosco questa barzelletta, l'ho fatta anche in un video questa barzelletta. Grazie a Tony Senix che non avevo visto, grazie per questa prima donazione stasera, mi vedo un po' pidocchi. Comunque grazie a Tony, questa è bellissima questa barzelletta, ma la feci un video come tanti anni fa, però peccato che non si vede, forse che è la prima, non lo so. Comunque, che volevo dire? Ah, voglio stasera, tra l'altro, voglio stasera io a Final Fight mi passa poco cazzo, voglio tanto che andare, capito che quando gioco a... Ma com'è giusto farti il mezzo pelato. Comunque volevo dire, stasera gioco dopo, più tardi, gioco a Final Fight 3, New York e mazzato, voglio mangiare sfugare poco, cioè già 4 a cocco, sta su giochi mazzato, Final Fight, voglio che a me mi fa morire, che già fa. Poi non lo so se piacerà a voi, ma me ne fotto proprio. Poi un po' si fa sempre cose. Cioè, che cazzo, ma a me mi piace, ve lo dico, non è Mortal Kombat. È un gioco di mazzate, ma che si va, diciamo, si cammina e si va a gente. Non si sta agli incontri a due, insomma. Comunque, boh, dice prova, che da gente dice. Andando a scuola, so, è l'unico forse che gli piacciono questi giochi. Che dice lagga, qualcuno sta dicendo che sta laggando. Non è partita la canzone, Tony Senix, è vero, è strano, non è partita la canzone, è vero. Infatti, ma aspetta, lo so, ma io quando mi facete partire GIF, quando mi facete... Oh, lo, qui. Oh, lo, qui. Abbonatissimi Mo' vi spiego questo sul abbonamento. canale di Vi Cerrone. spiego questo abbonamento. Com'è bello chattare in diretta con te. Abbonatissimi a 5 euro è un affare. Se nel gruppo vuoi entrare, c'è un logo verde per te. Allora, il fratello di Formicola, che io stimo tantissimo, anzi mi fa piacere, c'è proprio una storia, poter parlare per ore.
Cioè, a me la cosa che fa più piacere di questa storia è che Enzo Ferrara e Salvatore Formicola, che vi ricordate, litigarono, mo stanno proprio amici, cioè, insomma, a me sta cosa mi fa più piacere di tutto, di tutto. Ma però, chi lo bucchinare d'autore, che noi che andava diretta a chi lo grande bucchina, a chi lo grande bucchina, a chi ci fa ci va a presentare, se fa male Walter, ci va a presentare il frate, fai qua frate, ma chi lo figlia bucchi lo frate, ne 20 anni corre con meno cessi, mezzo campo, mannaggia, la puttana, non sto a mare a chi lo figlia bucchi. Ma allora, essendo Enzo Ferrari un imbruglio, ma non capite che io vengo in un gioco e faccio bing, non capite? Abbonati a così poi c'è rotta fare qua perché il fratello, per quanto mi piace proprio come persona, frate di Salvatore è come Salvatore, sono proprio due brave persone. Però non è un rao fedelissimo la diretta e cose va, un po' di qua, è un fusce, un po' di qua, con tutto che sei abbonato. E chi l'ha detto no, abbonati a così c'è rotta fare qua. Cioè, ma lo vedete la scorrettezza di Ferrari a chi arriva? Allora, La principessa scende in due giardini reali e si va a fare passeggiata. Arriva vicino alla laghetto e trova un rospo. Dice, senti, aspetta, ma tu sei quello che dando in un bacetto diventa il principe azzurro? Dice, no, quello è frate, ma a me mi fanno un buchino. Ma io non capisco perché non si muove questa GIF, me lo vorrei godere questo signore che racconta questa barzelletta. Mo sta stessa barzelletta la sentiamo 20 volte. Però non si muove, non ho capito perché non si muove. Aspetta, come si chiama questo gruppo? Velvet. Come si chiama questo gruppo, Tony? Velvet. Ah, sta a memoria. I just want you so like a change. I know, oh no, 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 no. Il video che lui cammina. Come si chiama questo gruppo? Ah, Verve, no Velvet, scusa, Verve, The Verve. Oh, bravi che vi ricordate, Azza, bravo, vabbè, Sonny Crockett. Francetti, se lo ricordo, Bitter Sweet Symphony, bravissimo, bravissimo. Azza, se ricordate, voglio, azza. Vieni in da casa, fai scalo show. Guarda che capelli ci ha fatto a paro. Guarda qua, lo pago fratello qua. Che so? Che si chiama? Ma bocca, chi da... Ricordo questo video. Alvaruccio, grazie, bello, bello. Ma perché non si vede i GIF, non si vede? Bucchinezzo Ferrari che so fa male. Meno male che ci sono le dirette del Grande Cerrone, bisogna dargli un Oscar al Grande Cerrone che ci intrattiene in queste giornate grigie. Alvaruccio, me la credere. Ma perché non ti fai conoscere? Perché non vi fate conoscere a un certo punto? Voglio, cazzo a me parecchio. Cioè, fatevi conoscere. Alvaru, fate conoscere, fra. Che sono belle cose che dico. Io so che no, mi pari in culo, voglio dire, per carità. Però, per esempio, guarda, tu hai detto una bella frase. Non l'Oscar, io non lo voglio. Però, che se ne è una disfacim, diciamocelo poi chiaramente. Voglio, frate, io volevo cominciare sta diretta. Sai come l'avevo cominciato? Voleva cominciare così, voleva cominciare oggi, state depresse, Wow, che sei andato proprio di depressione. Nonostante io non sto depresso, io ci metto in culo la depressione, vi dico la verità. Nonostante la depressione sia sempre bella presente, la depressione non capita che ci metto pesce in bocca. Ma forse non avete capito. A me mi parete calmo a me, ma io non sono poi per niente calmo. Io perché voglio fare il calmo, ma io, mannaggia, perché... Io purtroppo sono un vulcano, però già sta calma, perché se no capito? Sfondo le cose. Allora già sta... C'ho la roba io che a Final Fight, che ha già più mazzataggi. Ma voglio, frate, noto che il lunedì vi deprimete, a me mi piace questo fatto, perché sai che raga, poi mi buridita pure a me questo fatto della depressione. No, no, amici, mi fate deprimere lunedì. Lo sai che lunedì fa freddo, so vento, piove, si scassano in brilla, però voglio, ma vado a deprimere lunedì. Cioè, lunedì voglio fare finta che non è normale, è che sangue la maronna. No, perché poi devo vedere che sta così come io vi percepisco anche dietro ai computer. Ma che devo fare? State calma. Pari di cazzi, che poi mangia incazzare, a me mi piace incazzare, io voglio stare calma. Pari di cazzi, si depressi e merda. Io non faccio depressi con me perché vi pisci culo, Ma bene, è solo uno, Comunque, che volevo dire? Ah, no, mi aveva scritto Elena Mancini, una bella cosa che la fidanzata di Nicola Balzano, solo che proprio dice non ti ho letta, se mi spammi il commento lo leggo, fa piacere, perché vedi, anche la fidanzata di Nicola Balzano che è stata con noi ci guardava, io vedevo con gli occhi, cioè, io sono belli cose, frate, che ce fai? Io sono sono un bucchino di romantico, queste cose ci tengo, mi piacciono,
Mi dispiace pure che non state qua a Napoli, insomma, perché pure una volta a settimana pure è bello vedersi, insomma. A me sta cosa vabbè, mi dispiace, però io spero che e sono sicuro che quando scendi Nicolo Frate, cioè, giocherai sempre, insomma, anzi, sarebbe pure bello averti come avversario, come portiere fisso, di dare sciatta proprio in da porta. Ah, Massimiliano, chissà se Bruce Lee anche lui picchiava perché vedeva la depressione, no, no, non lo so. E voglio, ma io voglio poco depresso, faccio, mo fumo pure una sigaretta, mi vedo sempre un po' depresso, a me mi piace questo fatto. Non mi fate battere su questo argomento del lunedì, perché frate, io sto cercando pure, sto cercando pure io, non mi piace questo fatto, vedo troppa gente depressa, per carità, vedo troppi vogliono depresso, troppi vogliono così, tutta maluta, tutta così. Ma che facci, mi faccio una buchina. Si quattro dammo. Comunque, chi è che Nicola Bazzò sfida accettata, Fabrini, va Nicola, guarda, io mo vedi ti nomino con una voce diversa, ti guardo, cioè per quello che posso, cioè ti guardo, io sapevo tu dicetti nella macchina, cioè mo che tu sei venuto, no, agli qua con noi, e io mo ti conosco, cioè, io vedo cioè, capi, voglio, quando uno è in un home, cadrete, no, per carità, io cerco il massimo, però quando poi ti vedo, cioè, siamo al top, Nico, siamo al top del top. E il popolo non vuole Migliozzi, ma infatti a Migliozzi lo dovevo togliere come moderatore, perché chi mi serveva solo perché per Gioveri. Quando è Gioveri, mi ricordo, come Gioveri si è proprio ubriaco, poi non abbiamo discusso di questa cosa. Non so cosa ho detto, se mi ricordate qualcosa che ho detto giovedì, perché per carità, io si è proprio ubriaco, ma fracet. Infatti non sono riuscito manco a rivedermi quella diretta che dura 5 ore, ma esseva proprio fracica, ma proprio fracica, esseva proprio male. Io poi l'ho raccontato a venerdì quando si mi aiuta a giocare pallone, non ho avuto modo di raccontare, ma io la mattina mi metto a cuccare, bella e buona mi uscita per mezz'oretta a vomicare, e vi racconterò anche il vomito, vi racconterò, amici miei, ve l'ho già raccontato vomito perché erano anni che non vomitavo, io ve lo dico, sono sincero, io mi sono ubriacato ma rarissimamente, e secondo me non mi ubriacavo ero 3, perché io devo avere il pieno controllo di me, non mi piace ubriacare, non mi piace fumare, non mi piace oggi fumate mo, questi La minuti. principessa scende in due giardini Sì. reali e si va a fare passeggiata. Arriva vicino al laghetto e trova un rospo. Dice, senti, aspetta, ma tu sei quello che dandomi un bacetto Oh. diventa il principe azzurro? Dice, no, che è frate, ma a me mi fanno un buchino. Allora, Fabri, mo ti faccio industare c'è sta canzone sabato, c'è sta Fabri Mote fa tu sta ci sta canzone sabato tutti a Gragnano. la canzone sabato tutti a Gragnano, aspetta, che canzone sta mettendo? Critically, I should know they are no good for me. Sulle mani! 'Cause The happy your go and essere so, give me your side, don't leave outside, the zombie I say, I want you that side, only that side, I want you my life. Do you really wanna know what say? Yeah, do you really wanna know what say? Yeah, happy your go and essere so, give me your side, happy no side. You, FT, just a no, never way. Mamma mia, che buono, Antonio Scola, ma che conosci le mie corde? Magari Antonio Scola conosce le mie corde vocali. Faccio Luca. Ma che sta tappo? Allora, forse non avete capito una cosa, forse l'avete capito pure, vi dico, col tempo voi lo state capendo, ma secondo me non state a livello molto cerebralmente, mi state arrivando vicinamente, voi mi state arrivando molto vicinamente, ma non state capite che a me la musica me la da mettere, forse non avete capito, io non mi posso alzare, perché se mai si scassa queste cose qua, ma ho capito mai pure, mi alzerò perché non posso stare collegato nei fili, nelle ferrovie, ma a me queste canzoni oggi mi fanno partire la cervello, forse non avete capito, cioè mi fanno proprio partire la cervellamma, cioè capito, a me per esempio, a parte Katy Perry, quando dico proprio stamattina stai parlando con Instagram, c'è sta un'attrice, voglio ma da credere. Madonna mia, voglio. Sta un'attrice ma da credere. Come si chiama la scoperta? Jennifer Lawrence. Voglio. Voglio ma da credere. Allora, se uno mi dicesse, Cerro, io te la faccio io, va. Però te la taglia una palla.
Una. Tu lo amma una palla. Ok? Dicessi, compa. Stracciammi la morsa sta palla. Stracciammi la morsa sta palla. Perché mi dirà che la mascia. Madonna mia, quando è buono che la mamma mia, quando è buono. Chi è? Chi si è abbonato? Chi si è abbonato? Ci facciamo si è abbonato, non ci vedo. Qua Danila Vertullo, in di meno. Oh, in di meno Danila Vertullo, la faccio cazzo. Si è abbonato Danila Vertullo. Ma che sorpresa, Danila Vertullo entra a far parte del gruppo dei moderatori, cazzo. Del gruppo degli abbonati, la faccio cazzo. Dite, che sorpresa serale questa qua. Comunque Alessandro Marino dice se ti dicono Cero te la chiavi ma smetti sempre con le live. Ti ricavita no, a quel punto non mai chiave. Ti ricavita dice cazzo, e fammi vedere di me. E proprio portami a Jennifer Lawrence. Chi è? Aspetta un attimo, la canzone... Ah, mo sta canzone, ma tu cazzo. Abbonatissimi Ma tu cazzo sta canzone. sul canale di Cerrone. Com'è bello chattare in diretta con te. Abbonatissimi a 5 euro è un affare. Se nel gruppo vuoi entrare, c'è un logo verde per te. Elena Mancini, eccola qua. Gli ho chiesto io di risparmiare il commento alla fidanzata di Nicola Balzano. Volevo ringraziarti tutto perché ci avete fatto sentire come a casa tra amici, specialmente a me che non sono delle vostre parti. Sono felice di aver conosciuto belle persone simpatiche come voi. Questo va a tutti noi, che stavamo là, mica solo a me. Però volevo dire che tra l'altro Elena è di Arezzo, no? Mo c'ho una guaglione da Arezzo, perché non capisco un napolitano che sta con Nicola, però per dire, no, cioè è bello, come dice, è una cosa, beh, a me mi piace, fatta così, voglio su romantico. Comunque che volevo dire, Carla di Costanzo, ricordo quando mi abbonai, era euforico per la canzone Ora la schifa, e mi ha fatto un bucchino di Frank Annella che stasera ci stanno e manca su sta cena, man. Se mo si è scritto pure a scuola guida, a pensare Enzo Ferrari, li riuscì, ma li ripericola russo, mo mi sa sanno fa fast and russo, mi sa li rimangono. Comunque praticamente, un luogo che a Frank, ci parla di Frank Annella. Che volevo dire? Ah, ma no, stai dicendo una cosa, ma riuscita. Ah, che ho fatto Jennifer Lawrence, voglio, ma tappo, ma avete capito che attrice è? Ma forse non avete capito, ma faccio vedere. La conoscete o ve la devo far vedere tramite Google? Perché se no la faccio vedere, ditemelo nei commenti, la conoscete o non la conoscete, perché la faccio vedere. Amore a prima vista, voglio un'attrice, un fratello, c'è un fanno bucchi, voglio, ma questo è amore qua, con queste attrici, come Kate Perry, voglio, ma Kate Perry, ma verso a facere. Io ho detto a mia moglie, io lo dissi chiaro chiaro. Cioè, il giorno che belle e buone Kate Perry si vuole mettere con me, ci divorziamo, Cioè, è l'unica donna che a me... Cioè, oh, io lascio tutto, ma no, no, vabbè, ma sta pazz... Kate Perry, voglio un sapazzi. È proprio, cioè, proprio la vita mia proprio. Faccela vedere. Oh, la faccio vedere, voglio mettere a posto. Ma la da chiedere manco le voto. Però tra l'altro oggi ho scoperto, mi hanno mandato certi video porno di questa. E c'ero, ma che sta fatti certi video porno? E dico, ma a quel punto mi è scaduto un po', perché da mio maschilismo, razzismo. Però mi ha detto, ma che da sta puttana. E dopo posso sposare più, ma la puttana in merda. Però voglio, ma quanto è bella. Madonna mia, voglio. Mi fa girare proprio la... La posso guardare? La posso guardare? Voglio, guardate quanto è bella sta femmina. Madonna mia, madonna mia. Madonna mia, voglio. Maronna, aiutami tu, aiutami tu, aiutami tu. Cioè, come si fa a essere così bella? No, ho visto dei video così, praticamente, che tizza fuori, faceva che tizza fuori, pareva di Letta alle 8, che li puttana. Comunque, ma ero bello, voglio. Luca Rizzo, voto 10, voglio, ma che sei un fubatore, state pazziato, sei un fubatore che sta qua. Cazzo di a fare lo scemo migliore. Under Sound non ha fatto porno, hanno hackerato delle sue foto nuda. No, no, io ti posso fare un video, ma mi hanno mandato certi video. Che zizza fuori, fa bu bu bu. Poi certe foto nuda. Che stai capendo? Un video è esse. Le foto, se hanno fatto dei grandi Photoshop, ma il video è lei, Bazziamo proprio.
chissà, vabbè, paruguaz, parapopo, tu ci stai scemo, parapopo, tu skill che il Twitchers, parapopo forse capivo, il Twitchers, paruguaz, le bionde sono, ma che c'è mo le more e le bionde, ma mica sto dicendo le bionde e le more, ma ne capi che mi chiamasse pure a mamma, per far capire, no, perché poi essere pure che te ne capire russo, non lo so, proprio ti dici, c'è mo le more e le bionde, ma tappo, ma non stai facendo discorsi seri, sto dicendo che quello è buono, sto dicendo che sto parlando di che, ma che si ad esempio fiffazione, ad esempio fiffa i fazzi, Fabio Fazzi, vari di cazzo, sto dicendo che quello è buono, ma ragazzi, e non lo so, ragazzi. A Dede Agelis, mettete il video del gruppo delle notifiche che installano tutti i Telegram. E oh, era bravi, buono, mo metti in tuo gruppo, ma me ne fotta. Se volete iscrivere a Telegram vi iscrivete, se volete fare le notifiche, ma perché mo ci entra 18 voi, ma facci sapere chi non è ancora iscritto al gruppo Telegram per le notifiche in mezzo a questi 118, per sfizi proprio, voglio sapere chi non è ancora iscritto al gruppo, fammi sapere, nei commenti. Dico la fabbrica, comunque la protagonista di You pure è tosta, è molto buona quella di You, dico, però per esempio è un po' strana, cioè il voto era proprio buono, il voto invece poi non riusciva a captare. Chi sono tutti quanti iscritti qua dal primo momento. Ui, Maradona lo saluto. Chissà perché mi avete messo in da mautta. Che ci fai scimma, sa? Io. Enzo dice Nicola Balzano che ha donato. Voglio una proprio viste. Se ha donato fammelo sapere perché io non l'ho proprio vista Fede Marzi, Fabrizio, ma parli della scena dove fa sesso su una scrivania. Ui, Fede Marzi, in dove 3. Donato Palacello lo saluto. Non lo so, ma stamattina, quindi non lo so. Ma anni 92 è chiusa l'agenzia. Voglio ieri sera mi è arrivato un messaggio incredibile. Intanto Liberato vi sta mettendo il link del gruppo Telegram Rindi Murtri Mamma Post Canzapava. Chi è Murt. Andrea Carratore fortunatamente. Non è uscita la GIF, dice Nicola Balzano. Mannaggia, cazzo, Nico. Mi dispiace assai che non è uscita la GIF. Non lo so se te la fa uscire ora il nostro. Come si chiama? Se te lo fa uscire un attimo Enzo Ferrara. Le foto sono vere, Franci D sono veri, i video sono tratti dal film. Voglio vedere una cosa. Vi devo far vedere una foto che mi è arrivata ieri sera, incredibile. Veramente. Questa è una foto sul quale discutere. Allora, eccolo qua. Io scrivo a un ragazzo su Instagram, rispondo a un ragazzo. Vabbè, questo mi scrive tipo sta cosa qua, mo cerco di leggervela. Vabbè, Cero mi fa piacere che da pianurese, nonostante la fama che gli fa sui social. Allora sta. Sciubucchina. Comunque sei sempre umile, pure una stronzata scrive sempre per rispondere ai tuoi follower. Io dico, ma come crei da pianurese? Scusa, non ci capito, perché i pianuresi sono che significa? E lui dice... So che sei pianurese, se non sbaglio sei il proprietario di Furore Viaggi. Forse mi sbaglio su quest'ultima, sono pianurese anche io e so che i pianuresi tanto buoni non sono. Almeno tu sei asciutto fuori razza. Allora, prima di tutto, magari è sul razzismo con le pianurese, prima di tutto. Ma poi non ci capito, io sono proprietario dell'agenzia Furore Viaggi. Voglio, ma state male. Cioè, state proprio, voi state proprio male. Cioè, proprio da cliniche proprio... elettrocardiogrammi, cioè vado a fare come i cosi con le Quindi lì da casa, fai scalo sciù. Guarda che capelli ci ha fatto a pato. Guarda qua, ho pagato fratello lo cazzo. Che si chiama? Ma bocca chi da... Ma sto vecchio è unico. Cioè, sto vecchio ti fanno una fanbocca a chi da morte che nemmeno io ci arrivo. Questa è la donazione di Nicola Balzano. Cioè, sto vecchio è proprio... Questa la voglio rivedere, Fabio. A me su vecchio che fa sta This is cosa. a test donation for Una vita da Meriano. a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. I piedi sono buoni, Una Vita da mediano. con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. È sempre lì nel mezzo. Finché ce l'hai, stai lì. Io volevo fare questa canzone una volta.
Volevo fare una vita da mediano, a recupera sorsetti. No, no, no. L'ho già mai fatta questa canzone, un giorno la farò. La già fa. La già fa. Enzo Ferrari, una vita a sfondare il labbro a Migliozzi, ma veramente incredibile. Chi Enzo Ferrari è di una... avevo scritto che sei il nostro Fabrizio. Ah, il vostro mediano. No, ma sì, per carità, recupera. No, ma io mi sento mediano, però, mi sento mediano. Sì, piglia. No, dico da adesso, ce l'ho fatto un vecchio. Ma io guardo con vecchio che fa una iastemma da. Io non so, se Enzo Ferrara mi manda un attimo il video, questa GIF, ve la faccio rivedere, perché è bellissimo. Ah, ma va fa mocca chi da. Lo dice con una cosa, guarda che bella, guarda che bella. Quando la parolaccia la dici bene, fra. È come quando fai un tiro a volo, no? Che ti appena una palla a volo, sai, fai il tiro a volo, sciatti tu. Su vecchio fa un bafammucca a chi da morto da... Quindi lì da casa, poi scalo show. Guarda che capelli ci ha fatto a pato. Guarda qua, lo pago frate lo faccio. Che si chiama? Ma mocca a chi da. Ma cioè, questo è un artista. Ma va fa mocca a chi da. Cioè, si piglia proprio che la This is a test donation for euro. ma già fa capire. Ma va fa mocca a chi da. Fa proprio bello, fa, ma nel show book io voglio conoscere a Switch. Comunque, Davide F. Cerone ammetto che sei il figlio ereditario dell'agenzia Furore. Sì. Come si fa? Poi, a parte il fatto che tu capisci che... guardate qua, io vi dico un'altra cosa. Perché questo è un commento che fa ridere ma fa riflettere, no? Fa riflettere se questo mi ha scambiato a me per uno che possiede l'agenzia Furore Viaggi, no? Ma io non è che ci voglio collaborare mai più con l'agenzia Furore Viaggi, ho chiuso con l'agenzia Furore Viaggi. Però voglio dire una cosa, no? Mo si stesse sentendo che le Furore Viaggi, no? In ventaggi fatte una bucchina di pubblicità, ma una bucchina di pubblicità, ma una bucchina di pubblicità. Cazzo pensavano che era amica l'agenzia, per da far capire. Sono passati 3 anni e ancora la gente si ricorda su fatti di Furore. Ma l'anime chi te stravi e chi perciò, mannaggia marosca, va già a scamazzare tutto qua. Io va già a scamazzare tutto qua perché mannaggia magnata merda. Mannaggia avuta Buon mangiare inizio di settimana e un abbraccio da Dublino. Chi è? Qui grandissimo Gargiulo, voglio bene a Gargiulo. Nonostante Gargiulo abbia dato dei rigori a Enzo Ferrara, ma l'anima la bucchina della mamma, la bucchina che la dublinese della mamma, che la dublinese della mamma. Non so perché abbia dato dei rigori a Ferrara, ma io credo che Francesco Gargiulo gli abbia dati per pietà. Perché da chi dona a Ferrara oramai dona per pietà. Siamo arrivati alla pietà con Enzo Ferrara, giustamente. No, non è che non mi hanno pagato, Andrea Carraturi, io ne posso parlare dopo anni, vi dico la verità, tanto me ne passa manca poco, cazzo, figuriamoci. Però per esempio io con Furore ho fatto, ho donato ma la GIF non è uscita, Francesco Tizzano, mannaggia la puttana, mo ti faccio uscire pure la GIF a te, aspetta un attimo. Quindi lì da casa, poi scalo show. Guarda che capelli ci ha fatto a pato. Guarda qua, lo pago frate lo faccio. Che si chiama? Ma mocca a chi da. Ma va fammo. Maronna, ma facciami conoscere questo vecchio, voglio. Qualcuno lo conosce, seriamente, qualcuno conosce questo vecchio? Perché chi se ne mostra? Nicola Bazzano, attenzione, sentiamo che dice. Da parte di Elena. La canzone che segue il ballo di Fabrizio viene in automatico. Già lo so che canzone è. La so che piace a me. Aspetta, mo dove uscire la canzone. O parliamo e Tisnone. Chi è? Ui, Fede Marzi, grandissimo. Quando posso, sono sempre in live, lo so Fede, ma tu comunque sei una fedelissima tu, eh. Oh, Tiziana ha donato, ce l'ho qua. Ah, l'hai messa tu una vita da mediano, Tiziano, l'hai messa tu una vita da mediano, scusa, mi è uscita la cosa di Streamlabs che l'hai messa tu la vita da mediano, però non è uscita la GIF, però è uscita la canzone, non l'ho capito questa. Comunque sì, l'hai messa tu. Comunque, no, non è partita la canzone invece di cosa qua, non è partita la canzone, non è partita la canzone di Elena, che io già so qual era, secondo me. Comunque, gente in munezza, com'è brutto vedere che eravate 130, ma siete 97, ma l'anime chi va in morto. Come odio le persone che escono perché a volte si pensa che tu forse fu pazzi in diretta, che se parli normale, no, la Quindi lì da casa, poi scalo show. Guarda che capelli ci ha fatto a pato. Guarda qua, lo pago frate lo faccio. Che si chiama? Ma mocca a chi da. Ah, dice perché lagga, dice Francesco. Attenzione a Donato Paolicelli che dice una grande cosa che capiamo solo io e lui, probabilmente. Ma quale furore viaggi, tu sei l'opera dell'azienda.
L'opera che è il suo tormento. Ogni tanto mi fa ricordare quel video. Mi piace. Donato Palocelli, l'operatore dell'azienda, grandissimo barzellettiere. Ciao, mi manca pure Facebook, mi manca. Cioè, sono in un periodo di mancanze. Questa live la state apprezzando con ritardo, ma si segue che a volte, vabbè, no, dicono che sta laggando, innanzitutto. Ma sta c'è tipo che pare che forse ho un mio pregiudizio, che pare che forse il live le fa sempre come un pazzo, come una cosa, ma non si possono fare sempre le live a 300 all'ora, insomma, uno poi, oh, io a essere, cioè, sempre, oh, a tappo su, fra, ci faccio, fatta una bucchina imbriacata, là dove c'ho ancora i postumi, i giovani che si fatto imbriaco. Comunque, che volevo, c'era un viaggio, no, fatto di furore, volevo dire questa cosa, fatto di furore. E che praticamente io ho fatto tanto per quell'agenzia, ho fatto dei video forse tra i più belli della mia vita. A me non essere apprezzato non mi piace, fra. Io sono orgoglioso, non mi piace, voi mi conoscete. Cioè, io quando faccio una bella cosa, io ci ho fatto culo tanto per fare. Cioè, mi sono fatto il culo. Ma vero, voglio, io sono chiuso 3 giorni a Ibiza, ma vi fa pensare. Cioè, sono chiuso 3 giorni a Ibiza, ma se ci fossero state le telecamere proprio su di noi, di quei 3 giorni, hai sentito, frate, ma t'ha posto, tu fai un bagno, no? Ma stai a Ibiza, cioè, ma usci. Ma tu in una discoteca, no? Ma vuoi fare qualcosa? Stai a Ibiza, cioè, ma vuoi finire? Poi sono mentre sto co. A roba faccio due video, basta. Abbiamo fatto solo video là. A noi ci hanno apprezzato quando faticavamo. Cioè, noi, ma ci sta, la gente pensa che chi uno fa, dice, va fuori, viaggia, ma sta a posto. Pensa che chi stanno, tra l'altro, poi apro anche una parentesi, perché ho sapete, sono un parluttone. Ma io per esempio, bravo, a Praga, vedi, Talanikos, io quella fu la goccia che fece traboccare il vaso con furore. Il video di Praga, no? Mannaggia che la puttana, poi dopo faccio vedere. Non starà a livello di quello di Ibiza, perché quando fai una cosa per la seconda volta, terza, era la terza che faceva, abbiamo fatto Capri, con le sfide, abbiamo fatto, come si chiama là? Ibiza, e poi facemmo Praga in inverno. Ma Praga è un signor video, Praga è un signor video, cioè un video proprio, è un video di video. Io facetto fatto vicino a una guaglione, ma metto scuola ancora, ma secondo me non l'ha fatto nessuno. Io facetto, ma lo fa pesce, po, non scuorno, voglio, ma da crema, sono superata. Con cosa lo pesce a Praga, che la gente straniera, voglio, ma veramente sta che si ceresse 1000 euro, ma a uno, manco facesse con uno scuorno, io lo fa pesce, po. Quello comunque, no, un po' volgare. Ma sono poca merda, sì. Guagliù, ma io perché forse sono vecchio e morirò presto, ma io se non muore, guarda, se non mi riesco a imporre io ho un obiettivo, io mi voglio imporre con la mia volgarità. A me mi hanno a venire la gente che dice, Cero, io vengo a mi vedere una cosa da tua, me la vengo a vedere, ma tu mi pigli a parola proprio, mi uccidere. Allora sì. Guarda, c'era un momento a vedere lo spettacolo. Se tu non dici perlomeno 70 volte, ma l'anime che la puttana in nonna, io voglio i soldi del biglietto. Cioè, io a che la già arriva? Cioè, ci arriva a una volgarità spudorata. Che uno dice, ma perché non metti pure un sogno in coppa palcoscenico? Metti pure un sogno. E oh, la volgarità, ma è stata una poca merda, ma non l'ha fatto mai nessuno video che ci hanno fatto un culo, ma mi facevano bucchi. Non esiste, fra, ma appiccico tutto qua. Ma appiccico tutto quanto che ne andavri. Ma ne fanno bucchino a me, ma ne fa fare quello che mi ronno. Ah, perché solo così si può fare. E basta. Comunque, Davide Alfiero, per il fatto dentro la barra a Praga mi sono messo vergogna per te. Ma io mi mettete proprio scurn. Cioè, ma poi dico io, no? Se tu per volgarità, che in quel video non c'è la volgarità, se la volgarità la vogliamo intendere, in quella scena voglio fare pesce popò, che è un tormentone di Gomorra che per... Oh, io ci parlo italiano, poi, che per la Madonna, io ci parlo italiano quando mi incazzo, non più Napoli, che per la Madonna è stato ripreso da tutti, stu fatto pesce pedato, mo facci songo volgare. Ad amurì, e io non ad amurì, che sta già fa? Ad amurì. Ma da mi chiama volgare a me quando l'hanno fatto tutto il mondo? All'anime che io sono volgaria, perché ha fatto tutto. A fa mocca a chi dammu, ma rumbito cazzo, cagna agenzie, cagna 100.000 agenzie, niente avrei. Io già fatica con chi mi apprezza, con chi capisce, con chi mi dà la carta bianca. Dice, compa, vai, Cero, vai, viaggia, fa quello che vuoi tu. Ah, ma non fanno bucchino a me. Ah, non mettere vocca. Tu fai una cosa e io ne faccio una. Vieni viaggi. E non mi cago cazzo a me. Vieni viaggi. Non mi cago cazzo a me. Perché poi quella è pubblicità che io oggi fatto contro coglioni. Io mi incazzo che ho passo fatto, veramente mi incazzo. Perché quella è una pubblicità fatta con i controcoglioni. Perché quella passa
L'agenzia si ricorderà quel sacrosanto nome di quell'agenzia. Come mai loro hanno fatto? Io gli ho fatto ricordare il loro nome negli annali, e io sono stato trattato come a merda. Capisci in capo, fra, capisci in capo. Esiste proprio, frate, no? Io sono un orgoglioso del cazzo che ci muore, per un principio ci muoio, ma ne fotto proprio, ci muore per un principio. Tutte cose mi toccate i principi a me perché capisci in culo. E basta. E basta. Comunque che volevo dire? Andrea De Angelis 5 minuti fa vi ho detto mica già fu pazzo te sera. Ah, ma perché poi mi pigliate, capito? Mi pigliate il coso, mi pigliate l'argomento che io poi ci tengo. Comunque quest'anno voglio fare una cosa, cioè non cambio argomento. Quest'anno voglio fare una cosa, no? Notando che Instagram, amici miei, poi non lo so, ditemelo voi nei commenti, però io penso che lo tenete tutto quanto, no? Come dire, Instagram ce l'avete tutti. Io quest'anno sai che voglio fare? Io sono 4 anni che vado a fare la vacanza, questa sarà la quarta vacanza. A proposito, il video della vacanza è quasi pronto, fra poco esce, fra qualche giorno esce. E veramente pensavo che non era così carino. Ma tu dicevi, ma chi lo tue? No, no, io pure i video miei, se mi fanno schifo lo dico, non è che io e bot ho delle sensazioni strane quando vedo dei video nostri montati. A volte capisco quando non è bello, quando non ci siamo dati da fare troppo, insomma, è capo di spalla natura. Allora, invece l'ho visto e dice è carino. Poi dico una cosa, poi uno dice, ma come si può fare? Io abbiamo fatto un video, ma sta laggando ancora, ma l'anime chi è morto. Comunque abbiamo fatto un video, mi dovete credere, un video diciamo marchetta, cioè proprio spudoratamente marchetta. Cioè io ho preso il video di Mahmood e l'ho fatto per i cazzi miei per fare una marchetta, non una marchetta, di più. Cioè, fra poco o vedi Mammut, la chiama marchetta, si vede bene, la ci chiama marchetta, non la ci chiama, è proprio una marchetta. Ma da credere, fatto con la marchettata, di una marchettata, ma di una marchettata, che chi mi scrive marchetta sotto, pensi scrive a sotto faccia così. Sicuro una scrittura, c'ero, ma che marchetta, e faccio così. No, ci manda una fotografia, fatemi uno screen, perché ci manda questa fotografia sotto i commenti di Facebook, così. Avete fatto? Così. Comunque, con tutto che abbiamo fatto la marchetta, in di meno abbiamo fatto è più bello il video nostro, è più bella l'idea, no, l'idea nostra, che certi video che ci visti certi che hanno a cuttare, ma non faccio i nomi perché sennò va a finire che poi ma ci mettere contro a tutto il mondo, no? Ma come si può fare? Bravo, grazie mi avete fatto lo screen. Ma quando fate le parodie delle canzoni, voglio dire a questi pseudo chitamurti, no? Stasera voglio dire a questi. Ma allora, l'obiettivo qual è? Non ne voglio fare i nomi perché siamo già appiccicati a sangue. Anna Trichillo che sta dicendo, ragazzi, se si blocca è un problema di connessione vostro, abbassate la qualità a 360, in bucca a chi va morto. Ragazzi, ma perché fate le parodie? Io domando a questi parodioni, i parodioni, ma facete perché? Volete chiavare? Non sto scherzando, prendetele bene. Volete chiavare? Volete fare le parodie perché volete far ridere, sorridere? O volete fare bella? Mo, ragazzi, siete padroni di ridere, di dire Cerone stai dicendo una stronzata. I 3 motivi sono questi per cui si fa un video. Sono questi. Uno è perché vuoi far ridere, ti piace far ridere e provi soddisfazione, ti diverte farlo e ti piace quando gli altri si divertono che tu fai queste cose. O secondo è perché vuoi fare bello. E o terzo è perché vuoi chiavare. Sono i 3 motivi per cui si fanno i video. Per i sordi no. Qualcuno scrive o può fare per sordi. No, perché i sordi si guadagnano in certi modi così strani vicino qua che ai voto ma anche i sordi. Allora chi no? Ma chi che fa per esempio faccio dei video in coppa si parodie tutte seri. Io, hello, io, cavolo, che io voglio ridere, sono là vicino a così. Tutto il video a così. Ma io, perché ci stanno i commenti? Cioè, ma perché si possono mandare i vocali nei commenti di YouTube? Ma perché si può mandare un vocale tipo, voglio ma tappo su frate? Questo ci manderei. Cioè, voglio ma tappo su frate? Magari perché vi sta fischiato? Ma tappo su, ma volete fare ridere o volete fare i rapper? Perché poi dobbiamo fare buono fare i rapper.
Cioè, io si faccio un rapper, no? Pure io faccio, ma faccio per pariare, cioè per pariare perché poi quando hai fatto un rapper l'hai fatto per Tug Life, va a sparagnare, e cioè io parlavo MD, LD, va sulle discount, cioè mi atteggiava al rapper dicendo cacate, cioè proprio, no che mi atteggia al rapper, va stracci capilla capa, sai perché? Perché mi state educando, sangue chi va morta, non mi state educando, già mi avete educato, perché voi siete voi purtroppo siete pecore tosate. Ma voi parlo di cosa, mo non dico tipo sportieri, tipo, no, qualcuno piccolino. Voi purtroppo, voi state in guai, che non lo sappia in giro nessuno, voi siete in guaia, voi già siete millennials e siete proprio, cioè voi siete morti già a 18, già siete morti che camminano. Thriller, vi ricordate? Thriller, poi voi non sapete dove sta di casa la comicità, guardate che è triste, cioè voi, io non faccio i nomi perché siamo già a Ciro, voi, io non faccio, ma voi siete abituati, siete cresciuti con questa gente che ha fatto le parodie, voi siete cresciuti e voi non sapete dove sta la comicità. Ah, ma rendete conto? Allora io mi sento fortunato che sono nato in un'epoca che mi ha giocato tutti gli ultimi comici, qualche... Guarda, voi state un guai, ah. Cioè, voi volete parodie là che fanno... Soldi, soldi, è come se andiamo per soldi, non siete bravo, non siete bravo, non siete bravo, non facete ridere, non siete belli, catafà, atacchiava, catafà, atacchiava, e allora scrivete chiava, voglio chiavare, chiamatela così la parodia, chiavare, voglio chiavare, scrivete sotto, non mettimi, scrivete guarda io ho fatto questa parodia perché vorrei chiavare, e siamo tutti contenti, ma l'animichi che vaccina, feccia della società, feccia della e chi è morta, feccia di merda, si dà feccia, fra, si dà feccia, questo si tu. Ma no voi, chissà che fanno il co, poi voi che vi vedete purtroppo non tenete colpa. Facciamo pulzare sta sputazza, va, ma faccio questo discorso mi fa troppo incazzare a me. Mi fa troppo avvelenare, guarda, non ci posso proprio, questi discorsi mi fanno avvelenare. Aspettate un momento, mannaggia cazzo. Mi fanno avvelenare. Cazzo mia. Caduto pure il cellulare in da seggia. Come giambo il cellulare in da seggia. Aspetta, caduto il cellulare in da seggia. Guardate il cannaccio. Adesso. Ma mia moglie mi ha detto, ma che fai vicino a sto computer che sta tutto sputato? Sa sapere, aspetta, aspetta, fammi vicino a sto chilo mo la pulza. Ma è sputato in di cristallo liquido, che non se la più. Hai sputato l'acido, aspetta, sciupata turco, ma adesso. Ma c'ho unire qua, c'ho unire con la vavi. Ma buono venire unire qua, aspetta. Ecco qua. Non hai capito che aspetta non è una che sputazzata che faccio vicino a questa cosa, mamma. Ma stai parlando dei Pampers? Non sto parlando dei Pampers, compa. I Pampers fanno schifo cess. I Pampers stanno sulla piglia merda di cavallo. Comunque si vede meglio, qualcuno ha detto si vede meglio, mi ho fatto una bella pulsata, bella, vabbè, ma io tengo l'acida. La maschillo, buonasera. Comunque capì. Mariano Di Paolo ci ha fatto una bella passata, mo so vede meglio, no? Andrea De Angelis dopo la sputazzata la live è passata a 1080. Ma che se pensi? A me non mi piace. Sì, tu sto parlando della canzone Soldi perché ho visto delle parodie, ma cioè, ma io posso dire una cosa, poi vari che qua perché tanto non la faccio, non la farò più, ma forse già l'ho... Ma scusa, ma che ci voleva a fare? Sono i saldi, o posso dire soldi, no? Per dirne una. Ma che ci voleva dire saldi? Ok, a posto di soldi. Ma se voi fate la parodia e parlate dei soldi, cioè vi siete sprecati, vabbè, vi siete sprecati. Anche io dico soldi nella mia, ma io parlo dell'agenzia, parlo di viaggio, a me passo un cazzo, faccio una marchetta, una pubblicità per me, non me ne fu. Però,
Proprio un'altra cosa che potevano dicere, i sardi, no? Sardi, ho fatto un latte, cioè prendevi un argomento di attualità, ma t'à posso, facete sempre le stesse cose, maledetti, maledetti, voi siete maledetti, perché non vi sacrifica, sai perché? Perché esce una canzone, e vada, esce una canzone, a ma fa parodia, esce mo, a ma canzone che mi ci saremo, vai! Non tenete un'idea, non tenete un'idea, maledetti, non tenete un'idea, non tenete fantasia, si dà sfaccimmi l'uomo, perché volete fare solo le visualizzazioni, ma a che vi portano queste visualizzazioni? A che vi portano queste visualizzazioni? A che vi portano? Vi buttate in da tomba, vi buttate, in da tomba vi buttate, all'anima ricchiuna, visualizzazioni, ricchiuna, merde. Merde. No, non sputo più. Ma giro tu cazzi per sta merda, voglio. Ma figlio. Ha ragione la gente quando dice, ma quando fai una parodia? Che hanno ragione, quando avrei una cosa più elaborata. Hanno ragione, avete ragione quando dice, ma quando fai una parodia? Avete ragione, che lo so parodia? A fan bocca, compreso un zio, che lo so parodia? Ad affanculo. Comunque, ma canna voglio sta Mister Peto, voglio. Zitti un attimo. Mister Peto ha detto le views portano soldi. Wow, frate. Wow, ma si forte Peto. Addio, ma Peto mica è un così. Peto, frate, chi la Peto. Wow, Peto, aspetta, fammi un canale. Zitto, Peto. Wow, vai al canale Peto. So ciò che no. Stai parlando con te 93.000 iscritti. Sì, ma Peto, tu puoi tenere pure 140.000 iscritti, Peto. Ma perché tu guadagni in coppa a YouTube? Cioè, tu guadagni in coppa a YouTube? Cioè, a occhio, vedi, te lo dico. Tu non guadagni sulle visualizzazioni. Ma quando maronna vuoi guadagnare in coppa a visualizzazioni? Post. Ma non puoi guadagnare tanto sulle visualizzazioni. Su una parodia che fa. Issa essere sul, come si chiama là, i Pandellas, i Pampers, che quelli guadagnano e coppa. Peto, ma chi ha guadagnato un coppia e views, Peto? Ma quando guadagno, frati? Ma mi fanno un bucchino pure tu. Ma quando ha guadagnato un coppia di visualizzazioni? Ma mi fanno un bucchino. Sì, Peto guadagna bene, ma se io che fortunato, si fa i cosi, fu gamers, ok, può guadagnare, ma non facendo il parodio, facendo il coso, dici lo struzzato pure tu. Si fu gamers è logico, no è logico, guadagni perché fai un video al giorno, 3 video al giorno, 2 video al giorno, no grazie cazzo, è un merito tuo, insomma, non te lo, per carità, dice grazie cazzo, chi lei è gamer, no, c'è il vantaggio solo di fare delle cose, ma poi per carità. Ah, Popito, piglio un culo, cioè non hai capito quello che voglio dire io, non l'hai capito, ma cazzo. Sì, allora, mettiamo caso io faccio solo le parodie, ti voglio far capire nella mia. Se io faccio solo le parodie, ok? E faccio una parodia, tu quando fai uno al mese, no? Puoi fare una parodia musicale, ne puoi fare una al mese, due, proprio che. Ma pure se hai fatto 500.000 visualizzazioni, no? Hai fatto 500.000 visualizzazioni, no? Lo sappiamo, tu lo sai meglio di me che su 500.000 visualizzazioni ti buscate 300 euro. Si ti aiuta buono 400. E tu con 400 euro al mese stai guadagnando? Peto, ma i sa merda, frate, ma i sa poca merda pure tu. O ti sta pensando a mezzo che si tiene 93.000 iscritti e fai video e cose, sta pure io, l'ho fatto pure. Yeah. Non bro, cazzo. Allora. Vabbè, questo è. Chi è Carminozzo? Siamo saliti a 167. Mi interessano questi discorsi. Allora. E base per fare canzoni, soldi per fare video. Sì, a parte, voglio dire. Poi la brava, il tempo che ci metti a fare un video parodia, una parodia. Il tempo che le registri la canzone, fai venire un cameraman, ne fai venire due magari. Fai venire uno che fa luce per dire. Bevi, mamma capiti, ma pozze fidete. Ui, grandissimo Corrado. Ma chi è? Ultimo capo di Gomorra. Buonasera a tutti. Grandissimo Mafia. Ma capisci oggi Enzo Ferrari proprio sta chiamando come un trottolino amoroso. Enzo Ferrari ormai innamorato. Mette le foto, mette più gif, mette le foto. È andato a foto. Grandissimo Corrado, Corradone che ci ha fatto vincere veramente la partita scorsa con quei 5 rigori finali. Corrado proprio ha messo proprio il risultato alla grande. E capi con me,
Ma io vedo ultimo, sì, pure io ho visto ultimo, poi non lo so, sai. Stai dicendo cosa? Ah, ci posso più peto? Eh no, perché io... c'ho pure alcuni fanno delle sponsor nei video e vengono pagati. Sì, peto, però non hai capito il discorso che facci. L'hai fatto prima di te, peto, ma quando anni tieni fra? Io l'ho fatto 8 anni fa. Non dico che l'hai inventato io, ho messo i spot, l'ho messi io nei video, l'ho messi io 8 anni fa. Cioè, quando YouTube non me li metteva a me le pubblicità, io mettevo le pubblicità delle pizzerie. Vatti a bere on the floor, vatti a bere spendi, mettevo le pubblicità dentro, perché a me YouTube non me le metteva. Non ti sto dicendo che sapeto, pare un cazzo. Ci capite l'esempio mio, quello che ti ho fatto? Scusa, parliamo da persone che magari fanno la stessa cosa, fanno un po' la stessa cosa. Pare un cazzo. Ehm... Poi Daniela Vertullo, Fabri ti fa piacere che mi sono abbonata, come no? Dani, ti ricordo, non ci credevo però nemmeno perché tu lo dicevi sempre, dicevi, vuoi, mi ha già abbonato, mi ha già abbonato, un giorno mi abbono, vabbè, ci dopo sai che li fate che si ricine. Invece no, hai promesso, hai mantenuto la promessa. Ehm, Sì, ma è quello che gli sto spiegando a Mr. Peto, Vincenzo Sorrentino, per una parodia ci vuole massimo un mese per organizzare tutto. No, ma non è vero, ci vuole anche un giorno per organizzarla a volte. Però quello che non so se ha capito Peto, io ci ho spiegato, spero che voi avete capito, insomma. Mm, questa è la solita buonanotte di Donato Policelli che dice io vado a dormire e lascio là, sì, proprio fra poco viene, fra mezz'ora viene e si mette a ridere. Comunque lascia sempre la live accesa, però mi fa piacere che stia dormendo con la mia voce. Ehm, che ne pensi di quello che pubblicizza l'MD su Instagram? Mi sono appiccicato qui la voglio, ma anni 92 mi sono litigato perché... Cioè no, mi sono litigato per carità, voglio dire, poi alla fine stavo anche un po' scherzando, nel senso che... No, tipo, mi ha dato un po' fastidio... mi ha dato un po' fastidio... Voglio, ma abbiate dici quando giochi, eh? Quando mi pare a me, quando finisco di dicere queste cose, quando finisco mi placo la mia, lo mio, mi metto a giocare. Quindi se volete aspettare che gioco, o se andate a fare mucca a chi va a ma non mi do cazzo. Ah, cominciamo quando giochi. E già, mia. Ehm, allora, aspetta, già rispondere a Mr. Peto un attimo. Mr. Peto dice, ma sì, ma se non guadagnassero non farebbero parodie, lo sai meglio di me. Allora, Peto, io ti dico una cosa, tu però mi hai capito. Io non posso fare i nomi, Peto. Io non so se sei napoletano, però ti posso dire una cosa. Ci stanno persone che fanno le parodie. Allora, sì, loro pensano, dice, vabbè, io faccio la parodia di Soldi, oppure faccio la parodia di Ultimo, non lo so. Prendo la scia della parodia e faccio tipo 1 milione di views. Che là, che le ha fa, no? Per buscare una cosa i soldi, insomma, un po'. Che possiamo considerare soldi così. Una masata, voglio dire. Però alla fine... eh, io li vedo molto dozzinali. Come dicevo, se tu fai parodie sempre. Cioè, se tu fai una parodia, no, e fai 200.000 visite, no. 200.000 sono anche tante dal punto di vista. Ma tu, Peto, che lo sai meglio di me, no? Fai che per mestiere. A chi facci mica tu cazzo con 200.000 visualizzazioni che ti buscate 100 euro? A chi facciamo e cacatu cazzo con 100 euro? Allora, per 100 euro hai fatto una cosa che a mano sinistra, che non fa ridere, che mi pare un cazzo, non l'hai fatta bene, ma falla bene, non mi rompere un cazzo. Che nel tempo poi ti rimane la parodia bella che tu fai, la gente se la ricorda. Ma se tu fai cacci parodie così a votaracci, no? Che non fanno nemmeno ridere, ma a me mi fanno ridere, poi all'altro magari fanno ridere, ma a me mi fanno... Cioè, frate, ma non rimarranno impresse, non te ne ricorderai una delle 20 parodie che hai fatto, non te ne ricordi. È bello quando tu fai una parodia, la gente se la ricorda, passano 20 anni, la gente ancora se la ricorda un fravocatura, perché che è una bucchina di parodie, le fatte buone. Credo che migliozzi out, la città già che voleva migliozzi, io mi scassato qua, ma non lo posso togliere a migliozzi. Bannatelo, se volete bannate. Comunque, Grecca. Frank Cannella firma la petizione con l'hashtag Migliozzi fuori, puoi cacciarlo dal team moderatori, raggiungiamo... Comunque, ti stavo dicendo anche un paio di cose, però mi ha scusato, stavo dicendo un paio di cose che mo mi stai facendo afferrare con Peto. Che stavo dicendo prima di dire questa cosa su Peto? Fatemelo ricordare perché non mi ricordo, stavo dicendo qualcosa. Mm, Massimiliano, nel dubbio bannate. Bannatelo a Migliozzi, cazzo lui da me, io qua non posso fare levo i moderatori. Ah no, posso lo a moderatori, come no? Aspetta, ma lo tolgo, lo posso togliere in effetti. Aspettate un attimo. Aspetta, lo posso togliere. Sì, lo tolgo io come... Non lo bannate, non lo bannate, aspetta, ma lo tolgo io. Dovrei riuscirci, ma non un commento più, il bastardo.
Mr. Peto comunque era un tuo vecchio moderatore Oxuni, non so se ricordi. Chi è Oxu? Sì, non riesco a lo a chissà, non ci capito, non commenti più su scemo. Ah, ok, noi la schiappata a migliozza. Aspetta, state zitti un attimo. No, un fatto pure a me mi dà fastidio moderatore migliozzi. Non è scemo, capì? È uno che si fa picchiare da Ferrara, non denuncia gli abusi. Ecco qua. Allora, nascondi utente dal canale, rimuovi moderatori. Mannaggia Maron. Mannaggia, chi cazzo. Agite, state zitti un attimo, sti mongoloid. E commentano a votaracci. Ma chi lo commenti più? Se non commenta non lo posso bloccare, non lo posso togliere, è meglio. Comunque, chi se ne fuga? Stanno spandendo i sfascimi dei bot. No, voglio, mi sa parlare 3 ore. Comunque, volevo dire. Ma non si bot, ma come c'è una volta, si maron. Si drogati, vedi, droga. Sarà come c'è una volta, come siete bello, sempre allo stesso punto, guarda, io ci chiamo 118. Ah, ci chiamo 118. Allora, chi da morte, chi da sto parlando, che le fastidi che sto parlando. Ah, Enzo Ferrari, Migliozzi commenta, si tiene il pallo, tanto rimane da leva off. Oh, ma meglio perché come per un cazzo, mongolo, manco commenta. Miglio, ma tu non sei moderatore. Se io stato moderatore in prestito, per un cazzo. Sti drogati. Vabbè, se state zitti un poco, no? Si drogate. Allora, chi è capo buonasera. Comunque di cosa stavo parlando non mi ricordo, ragazzi. Non so chi è, ma scritto Mertens qua. Ah, chissà chi la usce. Allora, non so che stavo parlando, per carità. Ah, sta a capo. Ah, allora, quella sto qua. Aspetta, forse lo becco. Miglio, state fermo. Miglio, fermo, non scappare. Lepre. Lepre. Nasce che la lepre migliozza. Miglio, non scappare, lepre. La schiappare, zitti. Zitti, l'ho preso. Rimuovi modera... Non c'è scappata dalle mani. Lepre, non ti muovere, lepre. Zitto, lepre. Si è mosso, voglio, si è mosso. Mannaggia la lepre. Rimuovi moderato, t'hai rimosso. Forse l'ho rimosso, zitti. Zitti che forse l'ho preso. Migliozzi non è più moderatore, a sta fama, la giocata migliore. A posto, ho preso la lepre. È stato anche sospeso per 300 secondi. A ma Migliozzi è scemo, da morire, è scemo. Non sa giocare. Io non c'ho un filmato, non so dove. Solia, innanzi al portiere, Migliozzi non mi passa. Miglio, ma a posso fare? Tengo 200 anni più di te, mi ha passato, ma per un fatto proprio di rispetto. Manco perché. A parte che me l'ha passato che sono Solia, me l'ha passato. Ma me l'ha passato perché mi chiama mamma. Cioè, Migliozzi, ma perché non sapete che Migliozzi potrebbe. Migliozzi è figlio, per esempio. Non voglio dire perché mi dispiace dirglielo. Che io non so. Ma chi Migliozzi è figlio, io mi chiama mamma. Mentre che lo bucchino rubato tagliava il recchio e i cavalli. Cioè, queste cose qua, mi dico perché mi pare brutto. Lo spurk che mi passa la palla upata. Che facci amici l'uomo. Che luna sa pippisce. 3 euro che la palla mi fa scanare da me. Che io quando sta mezzo qua. Chi lo sa che io mi sono dimenticato il passato. Che io non passo pallone. E capi lo spurk. Faccio fastidio, sapi qua. Comunque. Oh, io dice pure Antonio Scola. Pare cazzo. Peppe Den dice colui che mi ha fatto la moderatore, mo l'ha annullato come moderatore godo. Vabbè Peppe Den, ma tu dici un work. Ti fa solo usare l'umide, ti mette. Ma vabbè Peppe Den non ce lo vedete bene con un camice bianco a fumacellare, a tagliare i felli carne. Ma che lavoro fa Peppe Den dice? A parte il frigorifero, che fa? Io voglio proprio a tagliare proprio i felli carne, chiatti, quella cosa. Signora, quando facciamo 4 i custatelli, signor, stanno i custatelli oggi. Così vi cade dentro, non so. Comunque, o fa moderato lo fa. Ma fammi 4 etti di prosciutto mi sanno sfilati, noi mettiamo un po' di fior di latte e fammi 4 etti di mortadella. E se dice lascio, tu un cazzotto in capo, ti faccio fare cape chess. Il piscina, perciò non va a fare spesa. A me si fatto lascio, a me piaceva la gimaizza. A me si fatto che fanno si lascio. Sono. Tu dici 4 etti e chi ho fatto 5? E mo di lì è lievela. Ma com'è? Lievela. Ma io. Come fa? Il lievo o non il lievo? Che fai il lievo? Il Bologna! Ma chi stai pazzo? Mi devo sparare. Io dico, signore, io come state?
Quante volte sto bucchino, no, non ti muovo perché ti sparo. Quante volte chi sta fatto lascio, e ha lasciato e voi non volete, e per un fatto capito perché ha detto, sì è vero, spara, lo spara. Aspetta, guarda, ma aspetta, non so se vuoi sparare. Però poi dici, quante volte l'ha fatta sta cosa insieme, da muovere perché ti spara in bocca. È vero, che fa, l'ha già sparato. Gli dispara, fra, gli dispara, Salomè, tu dici che? Faccio cazzo. Perché fra chi le giocano su quella copa non hanno capito che la copa è una fescina. Perché in vaga facciamo fastidio. Ma se sta a fare spesa, butterei delle regole incredibili. Cioè, io belle buone, sarei il paladino della giustizia del mondo. Ma che mi fa fastidio? Mi fa fastidio. A me che mi hanno chiappato, a me Gesù Cristo, a me no, la gelosia sua, a me mi ha creato bene. Solo che poi mi ha fatto, ha detto, ma chi se l'ha creato troppo buono. Cioè, che belle buone ha fatto, si è organizzato, no, con i suoi amici. Ha detto, voglio chissà, mi ha fatto un po' troppo potente. Ci ammaranno difetti, E che c'ha? Ci ammarà, l'amma facecata come Francannella. No, no, mi pare troppo, pare proprio. L'amma fa russo con mezzo Ferrari, no, voglio, non mi pare troppo esagerato, troppi rossi, già ci sono troppo. E che mi fa? Facciamolo pigro. Ah, bello, pigro, mi piace, vai, pigro. E mi ha fatto pigro. Hai capito? Perché sennò gli distruggeva. Ma poi facete parlare a me, va. Comunque... perché stai dicendo fa? Ah, perché se no, perché se io andando a Salumiere, perché se io fossi un uomo da spesa, un uomo di spesa, io buffassi mazzare, cioè su ma lascia niente, frate. Anzi, faccia così. Quando vuole di salame, allora mi faccia 4 etti di salame. Ok? Frate, aggitti 4 etti. Ok? No, no, non fai. Perché giusto che fai. Ho fatto 5, lascio. Ma non per i soldi, frate. Per una questione di principio, frate. Perché canne cazzo dove tu mi fa. Perché tu netta a me, netta a kill. Mi capito quando la porca è uccisa? Da che la puttana di mamma che la puttana di mamma che fu la madame. Chi dice, ma perché mamma fu la madame? Non lo so. Ma mamma è una puttana. Ma tu stai spostando. Come sto spostando capo? Calcola tutti gli etti che fai. Lascio. Quando maronna è uccisa, quando maronna i porchi è uccisa. Ma perché se sei vegetariano, non sono vegetariano, sono mai pigliato il salame. E allora parla a fa. Parla perché che la puttana ma. Parla perché c'ha parlato. E te sta zitto, Salome. E fammi 4 etti e fuces. E non mi fa parlare tu. Fammi 4 ma non c'hai. Fammi 4 etti di salame. E state zitta. Stu sporca. A faccio lo cazzo. Capito? Per farlo, nessuno l'ha mai fatto questo calcolo. Se tu fai netti salame, ognuno che chiede ci vogliava un culo, vedi quanta porca sono state accise per mezzo di kill. Faccio caso. E fate, ci mai pensato? Perché giustamente voi che avete pensato, che siete depressi, state a pensare lunedì, state a pensare oggi è lunedì, che umiliazione, andare in fabbrica e servizio del padre, pari di cazzo, stanno ancora a pensare lunedì. Si quatti scema, che oggi è martedì, di me oggi è martedì, stanno a pensare ancora che è lunedì. Pari di cazzo, ma te muttato su lunedì in culo a me, scendete ma culo lunedì, Venite a venire a fare uscire a Margellino lunedì, ma venite in culo a me, che io non tengo lunedì, sono protetto lunedì, sono sempre stato un protetto. Ma faccio un bucchino così. Comunque, Frangandella, il mezzo pelato Salumiere lascia sempre etti e li tiene per sé. Capisci in capo Salumiere. Anniscissi quattro. Questa regola del lascio, fra, a da fornì. Su 20 anni, su 40 anni che sta sta regola del lascio. Ma lascia niente, fra. Lascia proprio niente. Ma come si può fare? Francesco Spottiello. Ah, e com'è bello su caffè, signora. Solo a Napoli lo sanno fare. Ma non ci rompido che... Maneo di Paola, Frank e c'era il mistero del salumiere presso tutte le sale. Sciabocchi. Chi è? Lorenzo Montella in ritardo ma sempre qua. Ma chi Lorenzo Montella chi è? Uno che ha belle boricette, Coppa Man. Sì, perché poi in realtà mi sono un po' scocciato. Piglio un culo, chissà, per far cominciare la polemica con te, Per far cominciare la polemica con Lorenzo, l'occasionalistico del mondo. Aspetta, di risfassare di vedere diretta. No, in realtà mi sono un po' scocciato. Che mo stai andato qua. Questa casa non è un albergo, esci fuori! Allora, Davide Afiero. Ah, a proposito, devo dire una cosa. A 100 euro di donazioni domani appiccicata dal salumiere con le storie di Instagram. Comunque, sì, no, vabbè, infatti è stato sincero Lorenzo Ciceda.
Eh, mo subito ha detto, Lorenzo ha detto, c'è qualche sera che sto mancando ora. Ah, già zecco, fra. Vabbè, ma fai il bodo, ma me ne fu. Comunque, praticamente, ho pensato una cosa, no? Che mo mi appiccica la sigaretta. Ho pensato a una cosa. Di fare una cosa. No, seriamente, voglio discutere anche con voi, perché io so cose che già discutere, queste cose qua. Anzi, due cose, devo dire, dico la prima. Praticamente ho pensato una storia, cioè una storia, no, a storia Instagram. Allora, essendo che io sono 4 anni che vado a fare questo viaggio, questa vacanza, però ve lo comunicai questa cosa, io quest'anno non la volevo fare la vacanza perché mi ero rotto il cazzo. Perché quando vado a fare sta vacanza, ve lo spiegai, no? So che sempre con sta spaccimmi di telecamera a mano, e io che stanno voglio stavo con sto coso in mano, non si capiva niente. Stavo con questo, stavo con la luce, stavo con... Comunque pareva Rai, la gente mi fermava, ma tutto, ma che televisione siete? Ma quale televisione con bufra? Ma vado a fare un bagno, mi fanno un buchino. La gente come si ignora. Cioè, per vedere una GoPro con una luce, con un microfono peloso e una luce sopra e una stecca. Ma che. Ma questo siete un documentario? Ma che già fa documentario? Ma mi guardate buono, con bufra. Ma tu mi guardate buono a me. Ma tu mi guardate qua. Tu passi che mi guardi qua mi guarda. No, in dall'occhio, qua, in di rughe. Ma secondo te con questi rughe posso fare un documentario? Frate, ma a me ma che venga a sciamare c'è chi non viaggia a fare documentario, ma coppa che cosa? Coppa che la grandato finonnata venga a fare documentario. Un documentario in coppa fessi nonnata. E a che si dice per su? Però invece poi rispondo semplicemente no, no, tutto bene. Però c'è che su lui si risponde per su. Allora si dice, boh, frate. Poi ce l'hai un microfono, guarda, gente come ignorante, no? I proprio ignoranti. Ci leva su cosa la coppa a GoPro, che è una GoPro. Ci leva su cosa, ci leva la luce. Nessuno caga più. Cioè, con un puffo, sto puff e una luce, stai facendo documentario. Ci leva sto puff e la luce, stai facendo niente più. Ma, comunque, vabbè. Ah, comunque si dice, essendo che mi scoccio, perché sono sempre qui la faccio vedere la camera a mano, ma non può cazzo, con una mano impegnata, tutto il viaggio con una mano impegnata, a fare video, a fare cose, e non me ne vedo bene. Allora chi stanno a gittare una cosa, fra uomo, poi spavaldo proprio al massimo, quest'anno spavaldo, cioè gli stanno moro, questo il 2019 è l'anno mio, è l'anno che moro. Comunque praticamente oggi ho pensato una cosa, a gittare mo, oggi ho parlato oggi su vicinanza, a gittare vicino, frate, dico una cosa, chi stanno? Ne facciamo tutta storia in coppa Instagram quando è per Dio. Penso che platealità quando è per Dio. Cadavano i Dio a dai Cicciambi bravo. Ma io anche siccome quando ci sono fatto Dio ha fatto così, ha fatto. Oh, io sono convinto, Dio ha fatto così. Ti capite? È buchina. Dio ha fatto così, diciamo. Ti capite? È buchina. Sai perché? Faccio tutta storia in coppa Instagram, frate. Prima cosa è meglio. Perché un video della vacanza esce sempre troppo rimise. Capa maronna. Tu quando c'è l'uomo video della vacanza, c'è l'uomo video della vacanza, c'è l'uomo video della vacanza, c'è l'uomo video della vacanza. Ponzo vero. Ponzo vero. Ma fanno le buchine e ponzo vero. Ma manco voi l'avete visto secondo me. Come faccio solo buchino? Quando voi, ammettetelo, ci facciamo una risata, non a me foto. Quando voi mi domandate, rinda vita solo, c'era quando esce il video della vacanza e me l'avete visto, per sfizio proprio. Ma quanto di voi voglio trovare uno sincero che mi dice sta cosa, voglio dire proprio. Cioè, nei commenti e poi vado avanti. Cioè, vedi proprio. Io non l'ho già visto, no, non ho capito che non l'hai visto. Voglio uno che mi ha detto. Voglio scusate, devo interrompere un attimo perché ha detto Gennaro Serpiendo, Cero devi essere più umile, pigli malamente a tutto quanto, 6-7 anni di YouTube e non te lo sei imparato ancora. Oh, ma ragazzi, scusate, quando Gennaro Serpiendo, frate, parla e legge, scusate ragazzi se non sono stato umile in questi tempi, dopo questa sgrigliata di Gennaro Serpiendo, grandissimo Gennaro Serpiendo, non è che mica stiamo dicendo Gennaro Serpiendo, che non sapevo che stavi qui in diretta, umiltà e ragazzi un po' di umiltà, vabbè. Baby, ma Chi è? non mi capisci, non posso fidare. Qui mafia, eccolo qua, grande mafia, giusto, grande ma Corrado, mannaggia morta infame, sin da fai fanno pesce mano, Cerrotiti a posto, Fred. Kite, c'era tutto a posto frate, non ho capito cosa hai detto.
Comunque che volevo dire, Enzo Ferrari mi fanno morire i gif, i foto vostre e i gif su figli e bucchine Enzo Ferrari. Diciamo immagino che stai chiamando con Teresa Corvino in coppo computer. Aspetta, amore, aspetta Teresa, aspetta un attimo, sto mettendo il gif a Cerrone. E Teresa, no, aspetta amore, sto arrivando. No, aspetta, sto mettendo un attimo. No, dai, amore. Mi si fotografia. Pensa, poi chiamami se fotografia. Pensa una poca, pensa una poca, pensa una poca. Solo qui si può, solo in questo paese dei balocchi delle nostre si può fare su fatto. Chi la cosa chiude, eh? Non sto inventando nulla. Io non sto inventando nulla. Chi le ride? Perché chi lo vede? Chi le ride perché è vero? Perché io saccio. Dice, ma come fa a sapere queste cose, Cerone? Io sto in da NASA. Io sto in da, io faccio a breve. Ma io sto in dall'FBI. Da anni sto in dall'FBI, da anni. Comunque. No, io poi ci voglio dire a Kiss, no? Ci voglio dire, ma... Enzo Ferrara, e assicuro che non è andata proprio così, solo un uomo di sani, Teresa calmati. Che volevo dire, ma... voglio dire una cosa a Gennaro Sperandio, come si chiama? Ma scusami un attimo, in questa diretta, no, che siamo da un'ora e 25, tu dove hai visto questo... Dove ho peccato d'umiltà? Perché io poi già capisci, dico, dove io ho peccato di umiltà? Ti sto spiegando un fatto in coppa Instagram. A dove ho peccato? Ma ditemelo voi, perché magari io pecco di umiltà, ma non me ne accorgo. Dove ho peccato di umiltà? Cazzo stai dicendo che ho peccato di umiltà? Ma fammi capire. Boh, ditemelo voi, perché non... I posti dicendo su fatti. Allora, voglio fare su Instagram, cioè voglio, perché parlamici chiaro, no? Ma non è meglio che tu su Instagram fai le storie quando stai in vacanza e una vacanza se la gode là per là, si devo vedere, si devo seguire o no? Poi prendi tutte queste belle storie, le metti, no, le metti insieme, il meglio delle storie e fai un video coppa a Facebook, frate, o no? Ah, prima si è messo a livello di Dio, no? Io prima non mi sono messo a livello di Dio. Io prima gitti che Dio mi ha detto ci ha messo su figli e bucchini, attenzione, non mi sono messo a livello di Dio. Comunque, Francesco Ramascilla, dopo fai una cartella e le metti in evidenza su Instagram, c'ero così. No, 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 io voglio fare un video su Facebook della vacanza, però forse non mi avete capito, forse mi devo spiegare un attimo. mm, Giuseppe Iacono dice, secondo me lui intendeva la discussione delle parodie, ha preso le parti degli altri YouTubers, ma passa poco cazzo. Io su quello non voglio essere umile, sulle parodie no. Lasciatemi una cosa dove non essere umile. E parodie voglio, non sono umile. Perché no, non voglio essere umile con le parodie. Non vedo cose che mi fanno morire a me, per carità, io no, non mi piace. Le parodie che fanno non mi piacciono. Io vi dico, vi ripeto, che fatte... No, le parodie non si fanno così. Su questo lasciatemelo dire, mantenete ve lo dico e basta. Lo dico, l'ho sempre detto. Non me ne fotto. Peccherò di umiltà, peccherò di presunzione, ma queste parodie che vedo non mi piace. Sono fatte con la mano sinistra, sono fatte col cazzo e mi passa manco poco cazzo. Non voglio fare il diplomatico, non voglio fare il diplomatico. Tengo 35 anni e mi passa poco cazzo. Non me le dici tu, non me le fatti i cazzi tu. Sì, chiamami presuntuoso, va bene così, mi tengo in davvero, sono presuntuoso, mi piace. Allora, ma con c'è dato su fatta la sigaretta, io faccio i cazzi vostri quando mi appiccia la sigaretta. Ui, buonasera Diego Lopez. Comunque, quello che voglio dire è che secondo me è più come... Io me la godo di più la vacanza, capisci? Se ha già festorie, pare. Io metto con il telefonino, senza microfono, luce, camera, ma faccio la vacanza mia, mi metto con il telefonino, faccio le storie. E poi le storie migliori si fa il video su Facebook, no? Forse avete capito sto fatto, ma ci faccio tre o spiego. Allora, Gennaro Serpiendo, Cero, scusami, forse ho esagerato, ma intendevi al Diego Laurenti il fatto della parodia? No, tra l'altro quella di Diego a Giceta è una delle più simpatiche che ho visto, tra l'altro, eh. Te lo dico proprio onestamente, no, non intendevo lui, ho detto non faccio nomi perché non voglio fare nomi, no, la sua è una delle più simpatiche che ho visto, voglio dire, nonostante il tempo in cui l'ha fatta, insomma, che non era tanto, per essere una parodia fatta dopo poco tempo, hai capito? Almeno si vede un po' più di impegno. A me quando vedo quelle cose fatte senza impegno, che poi fai bello, non mi piacciono. Quando vuoi fare il bello in una parodia, non è il momento. Cioè, tu devi fare una parodia. Cioè, si è perso il significato della parodia, insomma. Cioè, parodia, significa tu devi fare parodia, frate. Allora, sì, ma ti ho visto sull'ovo, dice Sportillo. Mm, Giuseppe Iacono, io ho visto quella di Casa Surace, è carina, fatta con la nonna che canta, no? Che me la knit che è bello, però ancora la devo vedere. Mm,
Andrea Carrature, c'è Roma il viaggio, a chi fai pubblicità se si può sapere? Ma stessa agenzia. Turista Go Viaggi, l'agenzia col quale sono 3 anni che collaboro, sembra la stessa. Vabbè. Andrea De Angelis, con le storie di Instagram puoi anche interagire live con i tuoi seguaci, magari fare scegliere a loro tramite messaggio cosa fare. No, ma io voglio far scegliere una disciplina. No, fra poco gioco, eh. Non voglio farci. Non è una vacanza. Non è la vacanza dove faccio scegliere. Facciamo questa, aspetta, facciamo qui. No, non è che. Cioè, una vacanza è una vacanza, voglio dire. Voglio la vacanza che stanno, è una vacanza. Come è stata sempre, da 3 anni a questa parte. Non sono le sfide, Andrea. È una vacanza. Non è la sfida che vado a fare là. Aspetta, ma molto abbascio. Poi può nascere qualcosa, ma non sarà una. Mm, vado a Tenerife, voglio a Tenerife andiamo. Dal 20 al 29 di agosto a tenere una bella villa, mi fittare una cosa proprio, guarda, proprio in una comodità assurda, poi sappi, ma poi pure l'anno scorso stavamo comodi, però quest'anno proprio una cosa bella. Mm. Lorenzo, ma che domanda è? Ciro, ma come ritieni il rapporto come ritieni il rapporto iscritti? È sempre lo stesso? Che significa? Boh. Lava De Greco, latte e cerrone, bello proprio mostrare a Grian. Cara di Costanza, a colazione cornetto o caffè? Ma alzate la cacca, non lo vedo proprio a fabbrica che fa ste cose. Ah, che distruzzate la mia giornata, che l'ho fatto con. Già ci ho parlato una volta fa. Ha ricordato fatto che faccio con un maronna, mi voglio. Mo facci da schippo, parliamo di cose belle, perché quando vedete che la cosa ho fatto su Instagram, decidete voi la mia giornata, che mi mangio il cornetto, ho il cornetto a pistacchio, e tutti quanti ragazzi avete deciso il cornetto a pistacchio, cioè ragazzi, mamma mia, siete proprio dei follissimi. Oggi ho mangiato una cipolla. Oggi ho mangiato una cipolla, oggi mangia una cipolla e cannanza, oggi mangia. Ma ci ho bevuto 1,5 litri di vino là 4-5 giorni fa. 1,5 litri di vino, ma venga a cidere, ma venga a cidere. Non voglio notorietà, non voglio la fama, ma non mi recita cornetta, la cornetta, Ragazzi, però avete deciso con. Ma siete proprio dei. Mannaggia voi followers. Rindi morte vostra, andavano a cire i demoni, andavano i demoni miei mannaggia marosca, i demoni, a formicerrone, andavano sotto, vicino al letto, andavano, andava così, e poi dice, mamma mia, i demoni, andavano i demoni, i Kidemwort, i demoni. I Kidemwort. Mi pozzo fidevere. Hai trovato l'arbitro? Luca Rizzo dice: no, non l'ha trovato ancora. Se volete proporvi come arbitro, ovvero Mucca Kidamurt, venite venerdì, ovvero su pazienza, cerchiamo un arbitro. Hai trovato. Chi è qua? Quali sono. Ah, ce l'hai sotto proprio che ti prudevano le palle. Luca Rizzo, sai che ti ricavita? È da una settimana, 10 giorni. Che non mi prudono più le palle. No, ieri mi facete una bella rattocchiata, per carità, ieri sera mi facete una bella rattocchiata di palle, ma forte. Perché belle e buone, sì, come se si spaccasse la pelle vicino alle palle. Fa schifo, fa pure, però si spaccano poi e mi facete rattati di palle. Ma ieri mi è capitato, non mi capitava da un po', per carità, sto meglio, ma prima stavo sempre infuocato, eh. Cioè mi rattava il pallo come un'annata. Ma proprio fuoco, ascevo fuoco in dei pallo, per carità. Ehm... Ruggio c'era ma quando mi pava per fare l'arbitro. Ah sì, ti pavamo pure, facciamo 1 euro per uno, frate. 2 euro per uno al massimo, una ventina di euro tu mi pa. Mm. Io vado in ferie, cioè, io faccio l'arbitro, vuoi dare. Io faccio l'arbitro, poi mi viene un bozzo venire. E allora che ci fai, cibo dice a fa. Ehm... Che Davide Aufiro, avevi bisogno di fare coming out per fartelo passare. No, Davide, tu sei. Io sto fatto il pallo, sto dicendo da una vita, eh. Sto dicendo da una vita che mi provo il pallo. Ho fatto un coming out a quando facevi il diretto coppa a Facebook che mi provo il pallo. Mm, Forza Roma, per ogni decisione deve essere legge. No, ma se viene l'arbitro, amici miei, ogni decisione è legge. Non voglio manco che si permettano le persone di fare vicino all'arbitro. No, ma arbitro, perché vi pisce in capo, eh.
si facciano l'arbitro, viene a Rim, voglio sapere né A né B. Capisci un culo, la faccio cazzo. Abba decidere su fatto quadrangolare, abba decidere in effetti. Voglio fare 4 squadre. Noi vogliamo fare squadra moderatori, squadra abbonati, squadra di persone che stanno in diretta e poi un'altra squadra quale potesse essere. Perché questo volevamo fare, le squadre volevamo fare. Solo che squadra moderatori è un po' scarsa. Perché chi ci facciamo sta? Enzo Ferrara, Volino che figura, meno male che è morto, chi è morto. Poi Frank Annella non sa più qua. Liberato manca sapevo qua, all'epoca o Red sapevo più qua. Annate che faccio qua, annate in kill. Hai capito come? Il portiere del Chelsea era Volino, che da un baro che mi è piaciuto. Guarda, visto la tarantella che è successo con Sarri, il portiere del Chelsea, ovvero era Volino. Poi io bravo, Volino, bravissimo, il portiere del Chelsea era Volino. Chi là dopo un po' scia Mizuka, ma si era a Sarri, o gli va a pigliare per i capelli. Ma non può entrare l'arbitro in campo, cioè scusa, non può entrare l'allenatore in campo. Ma perché Sarri non è entrato e ci ha fatto una maronni paliata? Ma tu hai capito che ai livelli Sarri lo faceva venire? Ma quando piglia Sarri? Scusa, quando prende Sarri di miliardi, quando prende, piglia 7-8 miliardi, ma capite che facevi? Ditemi quando prende Sarri e vi dico che facevi? Io vi dico che facevi? Ditemi quando prende Sarri? No, ma dai, quando piglia Sarri? 6 milioni. 3 milioni, 3 milioni e mezzo. Io sai che dicevo, compa, pigliava uno coppia di spalle, dicevo, compa, ho più tatuato mellone. Ho tatuato, chi lo capisce, perché chi lo so inglese. Gli facevo fuck, chi lo faceva così, lo chiamava fuck, vieni qua, come on, my friend, come on. Dicevo, come, come on, chi è morto. Chi lo veniva, dicevo, come fa, cazzano 500.000 euro. Ma moi, a me piace che si fa, pigliami per capi che io strascino e me la caccia a mezzo campo. Ma come, facciamoci un selfie, Sarri. Frate, a Roppa ci facciamo selfie. Non mi fanno bucchina. Aspetta, ma fammi un video a mia zia. Vabbè, ho capito. E chi lo pigliava, lo faceva strascinare per i capelli a chi lo portiere. Lo faceva fare l'applauso allo stadio, diceva e poi mi mettevi in due stadi, no? Se era a Sarri, faceva così faccio ruga, io sono l'allenatore Rumun. Sono l'allenatore Rumun. Io ti sto dicendo, esci la porta perché stai mesi ciacca. Guarda che capelli ci ha fatto a pato. Guarda qua. Lo pago fuori lo cazzo. Che si chiama? Ma bocca chi da. Troppo bello svecchio, voglio a studiare a scuola. Io sono l'allenatore Chelsea. Ma fai fare sta figura di merda mi campo a me. Oh, frate, o chiappava per i capelli. Ma credo chiappava per i capelli. Ma mi ha fatto troppo accusare sto fatto, per la verità. Mi ha fatto troppo accusare. Teresa Corvino, buonasera, come stai? A che ora finisce la diretta? No, mi ha fatto troppo accusare sto fatto. Ne esiste proprio. Santo Lazzaro, guarda. Vabbè, comunque io dimmi qua, possiamo giocare, sono passate le 20 ore, possiamo giocare. Mo metto il gioco, voglio, mo chi c'è, chi non c'è, ma facendo un buchino già buffi, mazzata tutto quanto andasse il gioco, Quindi, no, lo doveva cacciare dal campo, io non parlo a me su fatti Sarri perché mi ha fatto incazzare. Stamattina ci sono fatti Sarri, guarda, mi ha fatto incazzare veramente. Comunque dicono che non si sono capiti perché poi stava bene. Allora, Mister DMD, io dico una cosa. Allora, questa è comunicazione. Sarri, per non fare una figura di merda, perché se stamattina Sarri si svegliava, faceva la conferenza stampa e diceva ma l'animichita è morta, no, sentite bene quello che sto dicendo, diceva ragazzi vi dico la verità, vicino ai bookmakers là, come si chiamano dicevo ragazzi vi dico la verità, a me purtroppo Kepa è un chi da morti sfascim e va a sci la latrina, io la città e ne è voluta a sci. Faceva la brutta figura che tu quando dicevi, ma com'è? E tu che fai? Si scema, non c'è comando niente, non comando manca a casa tua. Allora il site no, c'è stato un fraintendimento. Sarri, ma tu mi ha fatto un bucchino pure tu, paro cazzo. Ma quale fraintendimento è fraintendimento che si va là dentro, si va arrabbiato, andava anche tu e zola, si va buttando i cascetti acqua per l'aria, o fraintendimento che la puttana ma fammi un bucchino Sarri pure tu, ma vatta a fumare sigaretto, frate, fuma.
Ma fumate i toscani, ma fanno bucchina. Ma fanno bucchina. Ussacci che danno Baru voleva mettere l'altro portiere perché un Bararicuri conosceva Ussacci. Mister DMD ma doveva uscire perché si era fatto male ma si era ripreso. Poi lo vedremo se gioca. Ma che dai qua? Ma guarda che se giocherà le prossime partite è solo perché vogliono salvare il salvabile. Ma Ruva, frate, ma quando ma abbazziamo, va giù. C'ero bello stadio con la Juve, ma non lo so, di da sì, ci vorrei andare. Carlo D'Angelo, c'ero comunque se vuoi sapere, Brozovic vende 2,5 milioni, no, perché chi là oggi aspetta a essere un coppa Instagram, ma oggi non finisce più parlare, chi là bello e buono, un coppa di spalt, vicino a Brozovic, mo in denga andare con l'Inter, denga proprio, io per esempio con l'Inter, no, proprio l'Inter, no, proprio in denga proprio andare, Kill vicino a Brozovic. Zingaro. Mamma che si era a Brozovic. Ma da credere. Ma girava, dicevo, comba. Ma quando sfacci me? Che dite così per 4-5 minuti consecutivi. Che diceva, gli facevo, gli avevo il telefono in mano, non so vicino a moglie, mi faceva amore, però magari non si vede quando, fu cesso. Mommo mi ha portato 2 milioni di euro. Ma no, io sto qua, sto facendo la manicure. Nannaccia sant'anna, io mi ha portato 2 milioni di euro croccantemente, mommo me li ha portato. Mommo! Ma pigliava questi 2 milioni, aspetta, non sapevo il telefono. Girati, telefono, naccio, telefono non mi risponde ai miei comandi. Pigliava i 2 milioni di euro, facevo con un buffrato, allora pigliava il jet, facevo pigliava il jet così, no, vieni a qua, tu, o giuro che la capo andava a leggere che i 2 milioni di euro, così, non poteva fare la fisarmonica, la fisarmonica la capilla, però facevo con un buffrato. Ma che facciamo se permettiamo di chiamare Singer? No, accatta tutto quanto, accatta tutto quanto. Ma che Singer è Singer, fa mezzo che sono nato razzista. Accatta tutto quanto, accatta. Bastardo. Si razzista, bastardo, infame. Resta giù in cella a pirata. No, a gas, a pirata. E cella a pirata, e se ne fa. Si bastardo. Mannaggia Marosco, mannaggia. Massimiliano, Fabio mi chiede se tenesse la depressione tu malo assinare un minuto per sapere come fa. Ma chi sta ancora c'è ancora depressa, chi è? La domanda tu depressi, La domanda tu depressi che ti dia. Dici ma uno che si esce da stamattina depressi, per sfizia. Uno che dice sì sono depresso, uno solo, Dici no ma io che quello è lunedì. Per quello è lunedì c'ero capito, è lunedì, quello è lunedì, che umiliazione, andare in fabbrica al servizio del padrone, sta giocando, c'ero sapendo, anche se ne va che ha messo su mongo scemo, su mongo depresso, ma pesce, odino un pesce, odino, e allora si depresso, basta ti un pesce sotto e mi piglio un culo, si depressi sci, si quattro depressi, ma piglia, faccio una campagna contro la depressione, per scamazza. Allora, vabbè, si quattro sci, comunque... Michele Cefarelli sono solo depresso perché sono lontano da voi. Ma tu tieni i soldi, Cefarelli, che tu sei depresso che tieni i soldi. Cefarelli tiene i carte, il portafoglio zippo, l'umongo depresso. Comunque ma cominciare a giocare, volete cominciare a giocare perché stasera su chi ne dei vulcanità, Chi se poi la gente tra la senti in live, mi pare di dire, tra la senti in live, diciamo ma c'è voi quando la senti in live, ma sta a posto io quando la senti in live, ma fate capire quando la senti da gabbia, quando la senti a sta live, non è una live. È una gabbia, capite la gabbia? Voi veri proprio figli e bucchini. No, ma c'avere l'incontro di McGregors. No, stasera c'ero, ma c'avere l'incontro di McGregor e Max Bronson. No, ma c'ero. Ma che è? No, perché chi le fa una gabbia, c'ero fa una gabbia Sandorme. Vabbè.
Vabbè, voglio tappo, ossia. Tra si andassi diretto, ma amici, voglio vi conosco come la fessi nonna, ma. Che poi mai vista la fessi. Vi conosco come la fessi nonna. Tra si andassi diretto. Ah, ma che lo mo, capito? A 5 volte, tra si a 5 volte, no? Vedi 50 persone, poi bevo 60, 63, 63, 60 Waller, ma non l'hanno mica da morto, vado, non c'è mai quando mori, voglio che sfascimmo favorito quando mori, quando è tu sangue. Ho fatto me, ho fatto, mamma, fort, è forte. Pisciatevi un gol, pisciatevi un gol. Comunque, Anna Trichillo, c'ero ma contro l'astiticità riesce a fare qualcosa? Sono 3 giorni che non cago, ma fanno maledine, sono chi mi ha fatto una magnata come ti faccio caga sangue, si ti fa una magnata come che ci scufa nam. Mi pa maronna quando andiamo a mangiare, all'anno mi chiede a morto, si facciamo i compagni a chi facciamo? A poco si mangia pure il seggio, voglio mettere a posto fra. Ho capato che si mette a pane e acqua, chi si cade, porta a mangiare due marcellino pane e vino, quando è bene Dio. A chi facci, ti posso chiamare a mangiare se scufanano. Oh! Voglio mettere a poco, ma quando volete mangiare? Ma quando volete fare pesce per culo? Annaccio sacro sana, annaccio sacro se ti posso chiamare a mangiare, a ma poi c'ho un mutuo. Oh! Annaccio cazzolo diavolo, mannaccio. Un cazzolo diavolo mio. Ah, Luca Rizzo, bravo. Non hai raccontato il fatto che hai vomitato quando ti sei ubriacato. Hai ragione, fatto manciuto. Comunque, giovani, quando era? No, giovani che mi ubriacai, di morto West, di morti chilo bucchini Tony Senix soprattutto. Comunque, belle e buone, pigliai. Sì, proprio sfatto, però io stavo, quella è una live secondo me storica, poi non so voi, ditemelo, ma secondo me a occhio e croce è stata una live storica. Comunque, belle e buone, piglia. Sì, proprio mamma mia, ma barcollavo in casa, cioè non so, nel barcollamento sono riuscito a mettere in ordine la stanza, dopo di solito quando faccio la diretta, no? E diventa non so perché, ma diventa un porcilaio, perché poi vanno a finire a scendere in terra, e si cae carapo, poi si spacca in terra, succedono cose. Comunque belle e buone, ma sai, mettete in ordine, te imbriachi, mettete in ordine tutto, un po' così. Metto a fare una tazza di caffè, che poi ho scoperto che fa male il caffè, vabbè, comunque un caffè amaro, mi sono bevuto un caffè amaro. Comunque bevo un caffè amaro, a un certo punto metto in dolietta, ma giravo proprio tutta la maronna, no? Proprio la maronna proprio che faceva così, girava proprio Madre Teresa, senti di grazia, sia benedetta il frutto del tuo seno, Giova. Allora ci sta spiegando, cioè mi fu un senso di vomito, ci sto già come io guarda tutto, allora io ho tre, come si dice? Tre criptoniti, tengo tre criptoniti, una è un catetere, la prima, lo so, ma il catetere, io ve l'ho detto, già l'ho raccontato, il giorno che mi diranno cielo ti mettere un catetere, io dico signori, dov'è la clinica più vicina per l'eutanasia? Tu quando, un cazzo, dov'è la clinica più, mommo, prima che facevi con lui, c'era ma no, il catetere, voglio. Quando parlo, vado a sta mucce zitta, perché tengo 80 anni e mi ha da buttare rispetto, e basta. E già morì. Quando mi metterò il catetere morirò, questo ve lo dico in anteprima, ma già lo sapete. Nata criptonite non mi ricordo quale, e poi ve la faccio sapere. Adesso sai qual è? Adesso a VMK. VMK perché a vomitare, amici miei, purtroppo quando stai vomitando, tu a un certo punto non tieni più l'aria, no? Allora tu. Allora, ecco, la seconda criptonite forse è morire affogato. Cioè, non vorrei mai morire affogato. Perché il fatto che muore affogato, cioè, ma è proprio brutto. Cioè, che tu muori affogato, cioè, penso di essere una morte molto brutta. Perché tu, senza aria. Allora, quando vomiti, è come se stessi morendo affogato. Io ho proprio paura del. Però per carità, non ce la c'è più. A città muovo a vomicare. Comunque, vomicate. Comunque, non so se avete la sensazione del vomito, io ce l'ho bella presente. Allora, ti pensate quando strizzate? Mi è capitato quando strizzate, quando la pezza, no? La pezza quando infundito in terra facete la doccia, no? Io tengo cose per coprire la doccia a casa mia, non so. Tengo cose per coprire la doccia, no? Queste cose che le cose che poi non racconto, perché dico, ma che racconta fa? Gente non ci crede.
Cioè, tengo cose per coprire la doccia. Mi faccio la doccia, va l'acqua in terra. Ma è bucato? No, non è bucato. Penso, fa poco ma già mettono un muro. Io quando faccio la doccia, no? Già mettono un muro. Tutto, che mattuno. Tutto. A girare esce l'acqua. A girare esce l'acqua. A ci mettere una telecamera, a girare esce l'acqua. A me esce sempre l'acqua, si sa. Comunque esce l'acqua. Vabbè. Comunque metti quella pezza. Allora, quando strizzi la pezza, cosa che non faccio che mi fa schifo. Però quando strizzi la pezza, no? È capitato il voto quando ci facciamo la lavatrice e poi mi metto a raccontare queste cose. A casa mia, belle buone, ho fatto la scimanata, no? A casa mia, belle buone, belle buone. Mannaggia, Sant'Antonio, che poi ha già ricordato dei santi particolari. Belle buone, si cassa la lavatrice. Mannaggia, Sant'Antonio. Comunque belle buone la lavatrice, piglia tutto l'acqua in terra. Tutto l'acqua in terra, per d'indaga. Ah, che faccio? Di me st'estate, ci facevano un cavolo rubata terna. St'estate ci stevano pizza a un certo punto. St'estate si buttava. A casa mi facevano le pizze. Cioè, venivano i pizzaioli a casa mi facevano le pizze. Ci facevano le pizze, talmente facevo cavolo. Poi sai, venivano i pizzaioli capo ti facevano le pizze a metro. Ma che sta succedendo? Facevano le pizze facevano cavolo. Comunque belle e buone pigliare una domenica un cavolo di pazzi che non ce la ci manca a scendere. Comunque belle e buone si scassava la lavatrice. Mannaggia Sant'Antonietta Vergine. Comunque mannaggia 3 ore a cassa che pezzo in terra a pigliare tutta l'acqua in terra. Ma non come la canfreva. Comunque 3 ore. Poi mi ricordo che agita questa cosa. Ah, comunque quando strizzi la pezza. Ok, quando strizzi la pezza lo stomaco quando vomiti e quando strizza la pezza, tale qua. Cioè lo stomaco si strizza e vomita. Allora facetto 4-5 vomicate. Ma c'era all'età di 35 anni. Forse quando vomitai l'ultima volta tenevo 27 anni. Allora era molto peggio. Invece a 35 anni c'era sono stato molto tranquillo. Cioè, insomma, mi aspettavo peggio, voglio dire. No, allora, dato Valicelli, ore 1:10 che non si sarebbe addormentato. Ti ricordati il catetere, devo mettertelo io. Sì, io già ho il cateterista, il mio cateterista privato. Sì, è vero, dico Tataria, dopo aver vomitato mi sono sentito tranquillissimo. Poverico, ma ci ha fatto una cagata, che quella è la cagata alcolica. Sai che la cagata così fa. La cagata alcolica. E quindi a Gece da stavo bene. Poi mi sono uscito una roba con un'aureola. Cioè praticamente non male capa. Teneva un'aureola che in da capa. Così. No, teneva. Si vede che cosa che si acchiappa e schiaccia in macchina? Quello schiaccia macchine. Ah, così. Capa così. Fisso. Cioè come se desse una mano in capo che fa così. E c'è un battappa e già finisce. Così. Capa così. Stava proprio male. E bravo Davide, la pisciata del culo, sì, proprio male. E nonostante ciò, proprio se ne viene questi 4 scimi, fa se ne viene in bruglio. Nonostante ha fatto un video che esce da settimana, che mamma possa che li troglodite, che li troglocess. E poi mi sono fidato di fare i 4-5 rigori finali con tanto di pallonetto, voglio. Io sono Francesco Totti, frate. Io sono Francesco Totti, ovvero. Chi le possono venire, ma tu un po' di umiltà. Ma te caga in capo. Mi hai fatto 70 litri di sorsetti, 70 litri di sorsetti. Hai fatto un video. Hai fatto 5 rigori, una a pallonetto. Ma l'anime chi ti ha morto, ma l'anime chi ti ha morto. Io sono Francesco Totti, come fra. Bazzia. La faccio tu, cazzo. E chi adesso? Tu, sei tu, che hai fatto? Che hai fatto giovedì? Che hai fatto giovedì a Biennale? Che hai fatto? Ho di pisce in capo. Allora. Stai dicendo? Francetti, alla fine della diretta giovedì hai detto che a tutti noi presenti 72 ci devi chiavare. Però stavamo da 5 ore in live. Io non dimentico che tu sei di parola. Tu sei uomo però. Sì, lo femmina, ci potevo fare. Comunque, mannaggia, patate turca, mannaggia. Manni 92 giovedì hai fatto mezzo. Oh, ma qua no. Ma quando non la farò mai più la dieta del sorsetto, eh. Non la farò mai più. Never mind. Non la farò mai più. Ma qua, volimmi qua. Oggi sono pronto, per carità, sono pronto per giocare. Poi vi si da assai stranamente stasera, non so, boh. Eravamo partiti pochi, stasera siamo tanti. Ma ci sono persone nuove stasera, ditemelo perché siamo qualcuno di Instagram si è venuto a interessare,
è venuto finalmente a sbarcare su questo. C'è qualcuno, no, faccio questa domanda per così per curiosità, io non l'ho sponsorizzata questa diretta su Instagram, ma c'è qualcuno di Instagram, c'è qualcuno, chi è? Se c'è chi è, voglio sapere se si può, insomma, a questa faccia dei segreti, i segreti. No, me lo sto vedendo su Burra 2, me lo sto vedendo, certe cose sono poco una stronzata, Manni, però. Mm, io, Dark Red, tu, chi si Dark Red? Io, Carlo D'Angelo, io, Sony, no, ma no, da Instagram in senso stasera, no, da sempre, stasera, quelli che stasera magari... Oh, appena GTO che sono chiuso dell'oro. Allora, appena ho detto gioco se sono chiuso dell'oro. Vabbè, comunque io gioco che ne andare. Mi prendo pure il Cusari. Allora, Enzo, l'unica cosa non so come far partire il gioco. Ah, Alessio Peso, la prima diretta, poi mi vedi i video e ti seguo su Instagram. Ah, mi fa piacere. Evil Shadows, io vengo da Pompei, ma che ci fa scimmaru, cazzo. Vabbè. Comunque io devo far partire il gioco, solo che già capì come Maron si fa partissimo, perché ne agite. Enzo Ferrara me lo dice. A Final Fight 3 penso che sia questo qua. Date a Enzo Ferrara il team V. No, no, io penso che sia questo qua con i libretti, Enzo. Questo qua con i libretti Final Fight 3. Io solo questo vedo. Fammi sapere, Enzo. Ci sono 3 libretti. Sta scritto Final Fight 3. Dark Red, Fabrizio vorrei fare la donazione tramite cellulare, cioè credito cellulare, ma non me la fa fare, mannaggia. Vedi se ti aiuta Anna Trinchillo. Anna Trinchillo ti può aiutare a fartela fare questa donazione, se la vuoi fare. Devi aprire l'emulatore. Quale? Emulatore NES. Enzo, emulatore lo devo aprire per forza io. Ok. Allora mo ci lunga o team viverà Enzo Ferrara, aspettate. Mo ci chiamiamo due mazzati in due giochi. Questo gioco mi piace, ho giocato una volta col Metal Master, non so se c'è, mi diede un emulatore e ci stava questo gioco e mi piacque. Poi non so perché mi ho detto ma giocati io. Allora, Team Vive lo sto aprendo. Mattia Romagnoli, c'ero le tue storie mattutine sono troppo belle. Mi fa piacere che vi piacciono questa cosa delle storie mattutine, perché a me per esempio diciamo, mi piacciono queste storie che faccio. Cioè, non è che mi piacciono le storie mie che faccio. Poi mi piace Instagram, voglio dire, mi piace, si vede forse. Che cazzo Instagram, l'ho capito tardi, ma che cazzo. Poi siamo 170 persone, molto strano. Magari rimane se va a scotta apposta, che è successo? Mi sorprendete quando siamo... Allora, forse che c'è Final Fight, faccio forse non lo so. Comunque foto, allora Enzo Ferrara, Enzo Ferragni, Enzo Ferrara... Arussà, Enzo Ferrara. Ah, poi vi volevo dire anche un'altra cosa. Poi quante cose voglio dire. Io domani, ragazzi, io non vorrei fare di nuovo. Perché non lo vorrei. Anche se da un lato lo farei, rifarei un po' chi vuole essere cerroniano. Per la verità. Però io domani vorrei fare un altro quiz. Sono in vena di quiz. E mi piacerebbe fare. Ho pensato a un quiz. L'ho detto anche nel gruppo dei come si dice? L'ho detto anche nel gruppo dei... come cazzo si chiamano? Ah, le scuole sono chiuse? Ah, veramente le scuole sono chiuse? Voglio. Le scuole sono chiuse? Ovvero? Fatemi sapere. Comunque da già tutti in vive, Renzo. Vorrei fare tipo un quiz. Attenzione, indovina la voce. Cioè, tipo io vi faccio sentire le voci di personaggi famosi e voi mi andate a indovinare chi è la voce. Non so se... Io l'ho pensato ieri questa cosa qua. Vi piace questa cosa? Vi piacerebbe questa cosa qua? Attenzione, perché siamo potremmo fare Sarabanda, potremmo fare Indovina il film, ce ne abbiamo, insomma. Però potremmo fare questa cosa qua, indovina la voce, ok? Fatemelo sapere nei commenti, però fatemelo sapere seriamente, voglio, con molta serietà. No, quiz patente, no. Ah, ci piace Massimiliano, sì, secondo me è forte, Renato Franco, Wedcraft, sì, Andrea Carratore, sì. No, cioè, non c'entra Transformat. Dark Red, clicco sul link che ti fa donare ma chiede posto pay, ma io lo voglio fare tramite credito telefonico. Ma non c'è Anna Trinchillo? Se facci dove ti pisce in mano, facci... Allan, Anna Trinchillo. Magari con una loro... Anna Trinchillo, dammi una mano a sua, io. Anna Trinchillo però dice, magari con una loro citazione famosa, a me piace come idea, ma pure a me.
Sì, una citazione famosa ovviamente, non è che uno può mettere... Anche se, vabbè, poi più si va avanti, più mettiamo citazioni non famose, capito? Perché è logico, vi dico un esempio, ma se io metto per esempio Mosca, allora chi le dice, Enrico Papi, subito magari si all'inizio dare le domande facili con i tormentoni delle persone, con le frasi citazioni famose, però poi dopo andare un po' più sul più, perché poi, sai, vabbè, comunque a me piace questa cosa. Mm, Spottillo dice vogliamo indovina il film. No, Spottillo hai scritto solo tu fino ad ora. A me piace vogliamo indovina il film. Però, però. Gaetano Barone dice tramite credito telefonico ci si può solo iscrivere al canale. Bravo, che mi pare che sia così, Mi pare che sia così. Buonasera a Salvio De Martino. Buonasera a Salvio De Martino. E no, mi pare che si può solo abbonare. Ti puoi solo abbonare questa cosa qua. Bravo, Anna Trichillo dice Dark Red puoi donare su Super... Chi è? Oggi è partito io, questa, zitti. Zitti. Lo sentite? Aspetta, ci metto l'inquadrato zitti. Zitti proprio e muti. Zitti e mutatevi. Caccia mette Mario Bros come inquadratura. Sì. Mamma mia, voglio stare zitti un po'. La voce non è male perché puoi mettere un po' di tutto. Sì, sì. Domani, allora facciamo così, dai. Domani facciamo indovina la voce. Sì, è un simile, diciamo, è come Sarabanda, nel senso, come schema è come Sarabanda. Però... Perché cazzo, capito? È una variante, voglio dire, una variante di Sarabanda. Allora, attenzione un attimo, ragazzi, che io qua sto quasi per iniziare. Mi sfondo l'utero. Mi sfondo proprio l'utero. Caschit Kist. Ti ho scritto su Instagram, vai a vedere, non legge il nome ad alta voce che mi dà fastidio. Ma non ti preoccupare proprio, fra, non ci vado proprio con coppa Instagram. Non è che sto con coppa YouTube e con coppa Instagram. Perché in zio figlio, figlia, ma. Allora, Gaetano Barone, io ad ottobre ho partecipato a Caduta Libera, una cosa del genere non sarebbe brutto. Guarda, io sto studiando anche un altro quiz, che ieri sera per la Amp the Clown, mi fanno un buchino, fra, va a fare clown therapy, vai in ospedale e va a fare, mettono un naso russo e va a fare, mi fanno un buchino, non banco a Instagram, la faccio lo cazzo. Dark Red, Cero, domani vado a fare la post per comincio a donare a Raffica, ti faccio fare il milionario. Mo aspetto i 2 milioni. Ma va a cagare, ma va a fare 4 buchi in Amp Clown quando è bella dita ti scama o ti sta pensando che vuoi fare hit con me, ti rungo una culturata in capo. Se chi veniva vicino a me clown e faceva, lo vuoi il palloncino? E dicevo sì sì. Voleva una culturata in capo, faceva riacchi il mucco a chi da muro. E vieni a me quando eri creatura. E vieni a me a fare, lo vuoi il palloncino? Tutta la vita sai te ti pisciavo in culo. Faccio come faccio un cazzo a me. Aspetta un attimo, fammi più Jessica, ci fa una malatica più Jessica. Caro cazzo, sempre clown. Ah, in coppa Instagram, ma chi si mamma? Ma pure si mamma mi dicevo in coppa Instagram, mi dico no. Allora, vai zitti e muti che acaba a buffi mazzare tu quando mo, Poi scamazzo, tengo su gioco prima. Madonna mia, la gesci attacca, voglio, questo è un gioco proprio di mazzate forti. Zitti. Chi è chi sta qua? Sei un cafone. Sono un cafone, ma più cazzo. Allora, zitti. Ma che non parte? Cazzo mio. Ma c'è piacchissimo io, primo player. Mamma mia, voglio, fatemi sapere. Fatemi sapere se si vede, se si sente che c'è schiattato la tua, zitti. Zitti e muti. Se lagga un po', ci faccio caso, frate. Poi scam, però. Piglia sti soldi, zitto. Sta laggando un po' in effetti. Aspetta, vai giù. Date una fama buffi mazzata a chi. Dove piglia sti soldi, loda. Aspetta, vai giù. Una ciamarosca. Aspetta, c'è i soldi l'andere. Zitti un attimo che stanno una cosa i soldi. Come si pigliano sti soldi? Sciupata turca. Mazzati di tempo. Aspetta, come si pigliano sti soldi? A candela. Su bottine. Chi si dica, c'è la bacante. È un mongolo. Aspetta, c'è un attimo sti soldi a candela, se non me ne vado. Ma fa un bocco si pigliano. Abbassa un po' la voce del gioco. Infatti vuole stare con la poca voce del gioco. Si sente un po' una latrina. Infatti voglio abbassare un po' la voce del gioco. Aspetta, ma la poca voce del computer. Sì, si sente un po' una latrina. Aspetta, ma abbasso un po' la voce del volume.
Guardate come pensi sempre i soldi. Ma stanno i soldi là, che faccio? Mi sta a prima là, abbiamo fatto una prova a giocare a questo gioco, prima me li sono presi subito quei soldi. Upatatark. Upatatark. Mattia Romagnoli, bello sul gioco, giocavo da piccolo nella sala giochi, vabbè, questo era bello. Peccato che io la voce dal mio computer ha deciso che non si vuole abbassare. Qualche po' di che, mamma. Come te la sento computer violento, mamma. E che stupro che si sta aspettando il computer. Non mi hanno video mentre non sto chiamando il computer. Ma che ride, eh? Lo pubblico proprio su YouTube. C'era uno che chiama il computer. Tu quando hai a pochissimo facciamo mica pesciare così. Come fotto computer. E poi faccio aprire. Guarda qua, non si abbassa la voce, va. Guarda là. Quello qui. Zitti. Muti. Muto. Mannaggia Maruto. Chilo Bucchini Manuto. E già abbassati. Ma perché la cosa è più facile comune a me non mi riesce? Io ci fatto la sia Enzo Ferraro con Team Viver. Mannaggia. Oggi fatto la sia Enzo Ferraro con Team Viver per mancare la voce. Ma ci rendiamo conto. Amici teleabbonati. Amici teleabbonati. Mannaggia. Oh, aspetta, è calato un poco. Vabbè, ho abbassato del 20%, più di questo, ragazzi. Purtroppo la gelosia di Gesù Cristo. Ottimo Jesus. Ottimo Jesus. Perché mi fa cazzo a Trump? Ma perché a me che mi faccio... Ah, ho abbassato, zitti. Zitti che ho abbassato, zitti. Zitti un po'. Ma ci ho calato poco troppo, però. Posso acchiappare sul mazzato, che è? A parte sostenere la voce in due computer, ho abbassato un po' troppo. Ma chi ha abbassato tu, Enzo Ferrara? Perché mo si sente proprio niente. Sciupata turco, man. Mo si sente proprio niente. Aspetta. Scommi mazzate. Aspetta un attimo, no, mo si sente proprio niente. Ha giocato tutte cose. Eppure ho abbassato, guarda, la gelosia di Dio. Ho abbassato solo al... Cioè, sto al 33%. Perché non si sente niente? Dio. Aiuto, sto al 33%. Io ho le prove. Purtroppo qua la gelosia non fa vedere che sto a 33%. Ma sta al 33%, credetemi. Talanicos, vado con frate. Cesso, vado con chi stasera gioco per me. Non gioco per... tanto vi mangiate un euro in coppia gioco. Quindi posso giocare a quello che voglio io. Che vi mangiate un euro. Aspetta un attimo. Ah, Enzo Ferrari dice 33 perché Gesù è morto a 33 anni ed è geloso. Non ci avevo pensato, bravo Enzo. Allora 51%, prima si sente, mo 61. Prima si Gesù Cristo a 61. Cioè 61 amici miei non c'è il volume. Cioè guarda, io mi devo fermare. Cioè 61 amici miei non c'è il volume del gioco. Cioè ma che stanno arrivando, scusate. Mi dici Cioè magari, ovvero, scusa, che cos'è Enzo? Io sto al 61% se ne è andato il volume. Cioè se questo non è il diavolo che... Secondo me sei ingrippato, dice. Vabbè, riavviamo il gioco. Facciamo così, Enzo. Scusa, ce l'hai sempre il Team Viver? Ce l'hai sempre il Team Viver, Enzo? Come sapi? Sciopata turco, mannaggia. Ok, poi entra Enzo, vai. Tasi rumende Enzo che da giarisci. Da giarisci. Upati Buddha. Upati Buddha. Con Crash ti faceva. Kite, con Crash ti faceva. Non ci capite, Kite. Poi buonasera Tai Explorer. Sto entrando. Ah, sto aspettando. Comunque, dato la gelosia di Volino del non essere stato neanche una volta nominato stasera. Io ho proprio nominato a Volino. Poi grandissimo Tatarella dice io vado a dormire e vedo il resto differite come al solito. Buonanotte Tatarella che saluta me ma saluta sempre tutti voi con grande educazione. Un signore Tatarella, un signore educato al massimo. Allora ragazzi, io mo entrato Enzo Ferrara, prima un po' la situazione, prima si riesce a alzare un po' la voce, io volevo un po' di voce, lavorivo, ma facci. Dark Red, comunque sopra a quel punto manca la mia GIF, Aspetteremo Dark Red, io mi fa piacere se tu entri a far parte della nostra
nella nostra ciurma, insomma, se diventi anche un donatore, che ben venga. Mo cellulare mia lo sto a staccato, quindi aspettate un attimo, io vi faccio vedere una cosa. Intanto che Enzo Ferrara sta qua dentro nel computer cercando di ovviare a questo problema. Aspetta un attimo. Ma siamo sempre a 150, mi fa piacere che state capendo che io mo abbuffi mazzate a tutti quanti a sto gioco. Mi fa piacere che abbuffate, ma avete capito questa situazione. Allora, un attimo solo voglio dire una cosa. Poi scamazza proprio. Perché sai che hanno paura della mia grinta che iniziavo troppo forte. Perché io mo iniziavo forte proprio con questo gioco, per carità. Avrei iniziato molto follemente. Sfunavo l'utero. Allora. Sfunavo l'utero. Potessi pure quasi fumare una sigaretta prima io qua. Perché proprio la verità. Ma facessi trasì tu Team Viver. Non ti fai entrare Team Viver. Ma non ti preoccupare, non ci metti niente a mandare tu Team Viver. Non so fare, forse ne capito proprio niente. Ne capito proprio nothing. L'email che tu mandate. Streamlabs dona qui al mezzo pelato, così i soldi se li tiene lui. Qua, che... Se fatelo mezzo pelato poi tu so. Vabbè, buonanotte Matador. Massimo, la serata giochi e Ferrara tra 7 minuti in vivere si sente, aspetta poi riavvio. Sì, infatti queste non ti fa entrare, aspetta. Mo ti faccio entrare, sì, non ti preoccupare. Ti faccio entrare io sul maledetto cesso. Sì, ma all'inizio non è mai andato il gioco, insomma. Finché ci minuti la Ferrara e fa il secondo intervento in scivolata. Panicos, notte nervoso. Buonanotte, tu su 3 stai facendo la cucca, ma anche spacci da cucca. Allora, te am. Andrea Caratore, voglio la roba. Dopo entro fra mezz'ora. Diablo, c'ero solo sul telefono, non mi fa donare. E dal telefono puoi donare solo su super chat. E se non ti fa donare, non lo so, chiedi aiuto ad Anna Trinchillo. Magari ti riesce a far donare. Anna Trichillo, dai, pensavo che con te gli introiti su super chat sarebbero cresciuti. Mi stai portando pochi introiti, cazzo, Anna. Figa, Anna, però, dai. Il fatturato qui, porca figa, dai. Comunque, ecco qua, il team Viver ci sta. Mo ci manda Enzo Ferrari e speriamo sia la volta buona. Eccolo qua. Ecco qua, Team Viver a Enzo Ferrara, ci siamo. Io mi volessi fumare una sigaretta prima di giocare. Enzo Ferrara, quando una cosa andrà liscia, il canale si chiamerà Ciccio Gamer 89. Fino a quel momento, Frank e Cerrone. Sì, ragazzi, non può andare mai niente liscio. Giuseppe Iacono, no, Fabrizio, io sono sempre da telefono e io dono su Streamlabs. Veramente, Giuseppe, quando Maron lo dici questa cosa? Scusami. Giuseppe, tu sei dal telefono e doni su Streamlabs, pensa un po'. Gaetano Barone aveva detto appena il contrario. E come fai, Giuseppe, a donare col telefono su Streamlabs? Ce lo vuoi spiegare? Innanzitutto dimmi che telefono hai. Hai un iPhone, hai un Android? Che telefono hai? Perché magari io sono convinto che ci sono tantissime persone che vogliono donare col telefono, ma non lo sanno fare. Ma come cazzo fai? Dark Red dice, per entrare nel gruppo Telegram si deve abbonare. Sì, ti devi abbonare qua sul canale, costa 5 euro al mese, insomma, cifra irrisoria. P8 Lite 2017, non c'ha manco una... E come cazzo fai a donare col telefono? Vuoi spiegare il procedimento che fai? Giuseppe Iacono, veramente se magari, vedi, scopriamo una cosa, insomma. Anna Trichio dice, ragazzi, se non riuscite a donare, spiegatemi il problema, o il pappone mi scuoia e mi getta a mare. Ragazzi, fatelo per Anna Trinchillo, che sennò veramente io la scuoio e la vendo a un etto in più rispetto a quello che i salumieri vogliono. Cadero Barone, Giuseppe, anche io faccio dal telefono, ma non tramite credito telefonico, sempre PostePay. Boh. Dark Red, dici che comincio a sganciare i 20 euro che devo spiegare. Ma guarda, Dark Red, ti dico la verità, non mi cambiano la vita 20 euro, ti dico la verità. Però se tu esordisci con 20 euro, allora ti presenti a questo gruppo, insomma, ti fai la tua presentazione, rimani, dici, ma Dark Red, che siamo bene, no per qualcosa, però sai, uno quando dice queste cose non le fa mai, ti dico la verità, ormai sono 9 mesi e mezzo che facciamo le dirette. Quando uno dice una cosa che non lo fa mai.
Se tu lo fai, dici, ah, chi sei uno di parola, ma però vende proprio 5 euro, per dirti, voglio perdere 15 euro, ci voglio perdere. Però ti dimostri che sei una persona di parola. E non sono tutti di parola, anzi. Mm, Enzo Tom dice, anche io dono con lo smartphone su Streamlabs. Sì, però attenzione, donate col credito telefonico o con le post pay? Voglio questo vai di cazzo, che quello è il punto di domanda. Massimiliano, e poi ci sono io che mi rifiuta sempre la carta, poi posso solo abbonarmi, ma come si fa? Guarda, io l'ho sempre detto, forse Anna Trinchillo è l'unica che può aiutarti, Massimiliano. E se Anna Trinchillo riesce ad aiutare Massimiliano come si dice? A donare, pensa Massimiliano in un mese che volesse donare. Massimiliano a occhio e croce mi sarà 50 euro, così a occhio e croce, tutte le volte che voleva donare. Se mi sblocca Anna Trinchillo a Massimiliano, secondo me Massimiliano ha superato la sienetta dolce. Cioè proprio non c'è mai riuscito a donare. La sienetta con voce è riuscito. Massimiliano mai. Mm. Salvo de partito, non per sapere i fatti vostri, ma per quale causa si dona? Per tante. Però se ci segui poi lo capisci, insomma. Senza che siamo lì a spiegartelo, insomma, perché è molto una cosa molto lunga. Poi Pasqualo Timidone, così si fa, ti voglio bene Fabrizio. No, Pasqualo Timidone, che ringrazio, lo fa col cellulare, ma lo fa lo fa su Super Chat alla fine. Lo fa col cellulare su Super Chat, non col credito telefonico, credo, non lo fa col credito telefonico. Giuseppe Iacono, seguendo il link, fai l'accesso a Streamlabs con i dati, inseri il link per la canzone, inserisci i dati della carta e puoi anche inserire il testo che verrà ascoltato in diretta. Cioè sia su Superchat che su Streamlabs non c'è l'opzione credito telefonico, al massimo puoi dipendere dall'operatore, non dal telefono. Enzo Tom, ma guarda, al canale dei Pampers dono anche sul credito residuo, la bucchinese. Ecco, i ragazzi volevano farlo col credito, bravi. Comunque, allora, intanto Enzo Ferrara sta macinando cose. Ci vuole sempre la carta, purtroppo. No, aspetta, anda tranquillo, vedi? Ragazzi, se non riuscite, lo dice sempre questa cosa, Gli devo dare atto. Se non riuscite a donare col credito, andate su Play Store, impostazioni, metodi di pagamento, inserite il vostro numero ed operatori. Così si dona col telefono, voglio. Anna Tranquillo dice anche un'altra cosa, giustissima. Se non riuscite a donare con PostPay, collegatela a PayPal. Ci vogliono 2 minuti. Lo so. Dark Red, il problema è che io non ho la carta di credito. Vabbè, se ho tempo, domani la faccio o in settimana. Vabbè, Dark Red, siamo qua comunque. Non ti preoccupare. Non ti fai ribbere cavucco, voglio dire. Vai tranquillo quando puoi, lo fai se lo puoi. Non te ne problema, Dark Red, non te ne problema. Noi siamo sempre qui, insomma, a tenere in alto la barca. Ma che sta combinando Enzo Ferrara? Ma Enzo Ferrara fammi qua, che sto con meno cane. Sto con meno cane, Fammi qua. Allora, comunque. A proposito, mi sono accorto che devo fare una ripulita di gruppo degli abbonati perché siamo 56 nel gruppo degli abbonati, ma alla fine ho visto che siamo tipo 40-36 abbonati su un video e loro la ci elimina proprio come un animale. La ci eliminazione non le elimino. Allora mi ricarna cuttare per 5 euro mese si sono persi sti carna cuttare. Poi c'è sta un abbonato che si chiama GGVVV. Incredibile. No, non voglio giocare muto. No, ma sta conciando Enzo Ferrari. Non ho capito che sta facendo Enzo Ferrari. Però non giocherò muto, già lo so. No, muto un bozzo che immazzate sana sni. Sana sni immazzate. Dark Red. No, c'ero, mi sto grippando e sto tutto incazzato. Ma no, Chi la posso non ha perduto. Gaetano Barone, vabbè, chi ha la PostPay non ha PayPal te ne ho problemi, no, infatti. Avere la PostPay e non avere PayPal è una cosa strana. Ma si sentiva malissimo. Eliminiamo Matteo Dag Juventino, che lo figli e bucchino, non è nemmeno abbonato, ma l'anime chi ti ha morto. Puoi eliminare, libera. Non vuole eliminare Matteo Dag, quindi ma l'anime chi... Ma pare che non è manco abbonato, ma non volessi sbagliare. Ma pare che non è manco abbonato, avrei come venire un menica sfottere una, ma l'anime chi per stravicchia. Ma blocca la cavace in capo. A cavace in capo, le ha buttato fuori il gruppo. A cavace.
Bravo, libera tutto lo fuori. Poi si sta abbonato per se vede. A chi ha tutto fuori, va. Comunque. Enzo Ferrara, che sei? Forse ha fatto già tutto Enzo Ferrara, non lo vedo più. Tra 3 giorni, 4 mesi di abbonamento, peccato che non cambia l'icona. Ti prometto, cara di Costanzo, che cambieremo l'icona. Con Ferrara mi prendo questo impegno, che mettiamo la faccia di Volino come icona degli abbonamenti. Ok, già è un'idea che avevo, l'ho spoilerata, la voglio dire mo', non lo sa nemmeno Enzo Ferrara. Metteremo la faccia di Enzo Volino. Hai fatto il modello per mettere un attimo mano a spie. Ok, non mi muovo. Massimiliano, io non capisco perché un venerdì donai alla partita, poi da lì non mi ha fatto più donare. Ma ti ho detto, tu saresti, cioè, se ti sbloccano a te come donatore, Massimiliano mi era 50 euro. E quindi sbloccate Massimiliano, poi va a costare la casa sua. Lungo 20 euro. Allora, Dark Red, va bene, ci vediamo alla prossima live. Domani sì, qua a Quarezza, lavoro, buonanotte a tutti, buona live. Continuate, sì, grazie Dark Red, ma sei nuovo, non so capire se sei nuovo, non ti ho mai visto, comunque ci prima sì. Anna Tranquillo, Massimiliano, posto per blocca il pagamento o per i siti non sicuri? Devi chiamare le poste per farli sbloccare o registrarti a PayPal. Ok, Matteo Dag stanato. Carlo Di Costanzo, metti l'icona di una capra, al 4 mese voglio una capra di fianco al mio nome. Perché i Volin Green è una medusa, ma pur sempre della famiglia Caprotti. Ma che sta facendo Enzo Ferrari? Non lo so. Che sta facendo il Ferrara? Ciao Matteo, contento Davide Ofir che gli abbiamo eliminato il suo amico il suo amico di merende. Buonasera Bobber. Andiamo facile pazzia. Cazzo sta combinando Enzo Ferrara. Massimiliano, sì, fatto, mi spiego questo fatto anche. Oggi sono andato alle poste, so sapevo. Ah, grazie comunque. Boh, spera. Michele Cefari, domani magici alle 7:30 sono ancora qua, buona compagnia, grande Cefarillo. Cefari, ma a parte scherzi, come ti stai trovando là a Ferrara, si dice? Come stai trovando a Firenze? Ormai già sono 3 settimane che stai là, eh. Facci sapere come stai, mi fa piacere che mandi ogni tanto caga proprio. Però vedo che mandi qualche cosa, qualche messaggio sul gruppo, ma non ti caga proprio, però fa piacere. Dark Red, no, nuovo, no, non nuovo, ti ho sempre seguito su Facebook, su YouTube per non dimenticare la canzone Forse So Gay. E come ti sei trovato bene buono qua sul canale? Quindi sono anche curioso di capire come ti trovi all'improvviso, dopo 9 mesi e mezzo che stiamo qua, come mai stasera sei su questo canale? Da dove vieni, insomma? Cioè, vieni da Facebook, vieni da... ma come ti hai fatto a trovare un po' canale? Forza Roma avrà premuto tasto in coppa tastiera Enzo Ferrara per sbaglio sta facendo Zamace non lo so. Michele Cefarillo, tutto bene? Fra mannaggia capizza c'è Renzo Ferrara, perché proprio la verità. Avrà premuto... No, tutto bene, fra, però il femmino sono tutto brutto, che ci facciamo solo e se ne so buono. Michele Cefarillo dice. Aspetta, forse ce l'ha fatta Enzo Ferrara. Talanikos serio da cucca, mo sta andato qua. C'ho una schermata blu davanti, amici. Non so cosa sta facendo con una chiavetta qua davanti. Una rotellina. Ci può vedere. E vabbè, boh. Comunque, Enzo sta quando fa 3 sui. No, sta qua una schermata blu, audio, notifiche. Ma secondo me veramente si sente più là. Cioè, veramente è un fatto di audio qua. Sciupata turco, guarda. Chi le boto quando zumba l'audio. O se è pure disconnesso. Ma l'anime chi è morto. Siamo ancora disconnessi, ma l'anime chi è morto. Ciao, Tano, mannaggia. Adoro questo gioco, dice, ecco qua, ci siamo un'altra volta. Voglio stiamo un attimo in offline. Dark Red, mi sono trovato qui perché è già un bel po' di tempo che non pubblichi cose su Facebook. Ho chiesto che aspemo certo su YouTube del canale, poi mi sono rimesso a vedere le live. Ah, ok. Enzo Ferrari dice abbiamo quasi fatto. Ho capito Dark Red come sei riuscito ad entrare qua, ma fa piacere. Io spero che tu rimanga tra di noi, insomma. Michele Cefarino, cielo, se riesco in tempo vorrei arbitrare io venerdì.
Cioè, Fari, io non ti posso fare arbitrare, dico la verità, non per qualcosa. Tu sei anche pro Cerrone, eh. Io so che tu ti fidi. Devi, mamma capisi, non posso fidare di te. Ma chi è? Madonna, quanto è bella Mafia, mamma mia. Mafia, mi fai sempre cortesemente, già te lo sto domandando da tanto tempo. Quando facciamo viene a Napoli, Mafia? Che te voglio nettamente qui, ti voglio nettamente... Quello qui. Grande Mafia. Buonanotte a tutti. Mafia, buona, stai anche un po' qua, dai Mafia, quando mi piace che mi vedi giocare, insomma. State un po' qua, Mafia, Corrado, stati un po' qua, dai. A meno che non devi andare a lavorare domani mattina prestissimo. Comunque il gioco lo sento, sta partendo, ho sentito già un po' di gioco, Poi che Enzo Ferraro, vi proprio incaricato, vi incaricata. La facciamo i guai, voglio. Ma si sente malissimo, aspettate. Forza Roma, l'abito deve stare in campo con voi, in campo o a bordo campo, come si deve vestire? Ma non sono problemi primari questi qua, basta che bene che fa l'arbitro, ce ne fotte come si veste. Si mette pure la cravatta, ma cioè, non è questo. Comunque, sento la musica del gioco già laggare. Sì, un po' lagga. No, ma c'è già pazienza, voglio, forse non avete capito che... C'è già qua, già puffi mazza da cocco. In effetti sta laggando. Sta laggando, perché sta laggando, la sento pure io laggare. Scegli è morta. Vabbè, io gioco, dai, vediamo un attimo come succede. Già sfunna all'utero. Aspettate un attimo. Sta laggando, sta laggando. Però magari non laggerà più, che ne sapete, voglio... Allora. Che ne sappiamo noi umani? Allora. Un attimo solo, già capì. Ma l'ho messa l'inquadratura, o mi state prendendo sempre a me? Sì, l'inquadratura c'è. L'inquadratura ci sta. Va già solo sfunna all'utero. Allora, un attimo solo. È uscito Enzo. Vabbè, vediamo un attimo. Giochiamo un attimo. Prima si laggerà ancora. Magari giocando non lagga. Che va già dici? Aspetta. Allora, io no... Sì, un po' sta laggando. Però magari giocando non lagga più. Io su mazzi ciura terra. Spongo l'utero. Zitti un po'. Spongo l'utero. Aspettate un attimo. A cazzotto mo qui. Come sto incazzata mo. Come sto incacchiata mo. Ah, cioè, ma io non so prendere i fiori da terra. Santa Caterina. Come si pigliano sti ciura a canter? Niente. Spong. Allora, ma come si pigliano? Ma come si prendono questi fiori da terra, mannaggia? I ciurill... Niente. Allora, visto che non sta laggando proprio... No, Anna Drinchi, aspetta. Io vedo che non sta laggando, poi ditemelo voi. Abbassati, a cauda, aspetta no. Io non vedo che lagga, oggi sto pariando. Ditemi voi perché mannaggia... Nada capite che stocchini raggi. Stocchini raggi con la società. Vieni a casa, piglia tutto parlare, scemo. Ovvio, biondo malefico. Ma hai capito che t'indorza, sono come una rilla. Spung. Ah no, anche io vedo fluido. Non si spunga la capa di spung, maledì. Ovvio, vieni a casa, ovvio. Ovvio, non c'è. Ovvio, no. Ma come soffro. Oh, guarda che cazzotto, mando una. Ma come sto carico? Spondorz. Aspetta, voglio già. Sciugazz. Allora, lagga leggermente. Voglio stare zitta, che mo lagga più. Maronna. Fammi scassare. Voglio, io non so prendere la roba da terra. Maronna, sta uno. L'ho preso il lingotto. Zitti. Aspetta, sta Nightmare. Zitto, Nightmare. Aiuto, c'è Nightmare. Mannaggia. Aspetta, c'è Nightmare. Oh, Nightmare. Aiuto, un Nightmare ti piglio il culo, Tutto parlare. Ovvio, ma fatti che va subito come antipatico questo personaggio. Aiuto, zitti che c'è Nightmare. Ma spongo l'utero. Allora. A chi ha già fatto? A te o a te? Ho tutto un culo con magno tue. Ma sono mostro, zitti. Ha giocato io con la vita mia. Mamma mia. Sono un mostro. Ditemi se sono un mostro a sti caro so H. Già ci ho superato il primo quadro.
Già ho superato il primo quadro. Ma come sono forte, mamma mia. Come sono forte in Assio Vecchia. Aiuto, zitti che sono in una fabbrica del nucleare. Aiuto, ci ammazza accorto sul nucleare qua. Zitti che c'è il nucleare. Zitti. C'è il nucleare. Maronna spia. Spunga proprio più. Mamma mia, che colpi che sto afferrando, voglio. Cioè, sto giocando anche con i tasti che non sono proprietà mia. Guarda là come dici. Aspetta, fammi uscire, non mi venire. Oh, Nightmare, ragazzi, Nightmare. Zitti, Nightmare, voglio, zitti un po'. Voglio Nightmare. Da kiss come chiamano cazzotto in faccia. Poi, zitto. Voglio, aspetta, c'è Nightmare. Mannaggia, marosca, ti spunga la capa. Combatte anche più energia. Mamma mia. Nightmare. Mamma mia, guarda qua. Voglio, questo gioco secondo me sono troppo forte, perché proprio la verità. A me mi schifo quando mi viene perderete, qua, tipo chi combatte, mi perderete. Madonna mia. Ma rossico voi quando giocavo a questo gioco, voglio. Ma dove stavate quando io giocavo nelle salette? Che 200 lire. No, c'è santo crispina. Gioco senza mani. In accobbio, non ti mettere paura, vedi che ti squama. Ti squama. Siete zitti e muti. Zitti e muti. Zitti e mutiti. Mutiti. Che mostra. Ehi, vai, vega, vega. Poi sfunga l'udere, a capo c'è un po' capito. In a scemo. E che mostra. Mamma mia, come soffo. Oh. Ti pigli i capelli, scemo, ti faccio strascino. In a capo c'è questi. Oh mamma, tu mi liscia solo pelo con sti pettine. Mamma mia, voglio che mostro. Poi aspetta, dai tu tre scagnozzolo. Zitti, scagnozzi. Mamma mia. Ovvero un gioco così fluido. Non ho mai visto un gioco così fluido. Ovvero Enzo Ferrari è fluido. E guarda che fluido gioco. Ma me lo merito un gioco fluido, no? A roba da andare. Ma io non mi fate mai, ovvero lo chiedo seriamente. Non mi fate donazioni su questo gioco che diventa un gamers. Mamma mia, indorso. C'è qualcun altro che vuole essere indorsato? Ancora tu? Stom verde. Nuclearizzato. Sto scemo nuclearizzato. Per sponga. Allora già Icca, voglio un gioco c'è più trippa per gatti. Saranno mostro. Per spongo muro. Si vede veramente bene. Ma state vedendo un culo? Si vede bene. Ma volete sapere boh? Si vede bene. Per sponga pova. Allora zitti. No, non nominare più a quel. Non la nominare più a quella là. Zitto che prendo l'arma. L'arma da terra, vai giù. Come si piglia sta arma maledetta a terra? Per sponga si piglia l'arma. Aspetta, vai giù, che inizia a pigliare le armi. Sambo, poi da cazzotto in capo. Come si prendono le armacce da terra? Ma come si pigliano sta roba da terra? Una ciamaronna. Vai giù, ma da fa pigliare sta roba da terra, fate. Poi dopo c'è appiccico che mi ammazzato. Fatemi prendere i miei oggetti. Come va già non mi ammazzato. E non mi faccio pigliare, va già un druno. Facci pigliate, eh. Ammazzo, ma lo tengo col tiro, in dom, modo in dom. Ma in dom, ma tutto va graffia. Nasce sempre, ma in dom. Perché me l'avete fatto pigliare? Freccetta sotto. Aspetta, già sbuffi mazzo da chi sta. A manganellata. A manganellata. Vieni a cagare manganella. Vieni a cagare manganoccia. Mannaggia, ma manganoccia, manganoccia tutto quanto. Ma manganoccia. Zitti, voglio manganoccia. Mamma mia, comunque, mamma, ha giocato pure la vita mia. Voglio mi gioco, c'ho mai roba. Aspetta, Nightmare, ti manganoccia. Ti manca. Guarda chi mi ha dato manga nella mano qua. Mo t'ha già fa una maronna paleata. Mo t'ha già fa una maronna paleata quando è per Dio. Mi ruoto manga noccia mano. Mo mi ruoto manga noccia ma. Sta già scumma. Vieni a qua, Nightmare. Manga noccia. Chi sei pazzo, me levo manga noccia mano a me. Poi squama. Nightmare, mi fai paura con sti cose in mano. Fa affu parrucchiere, fai da parte. A taglio salamo, lascio mu cazzo. Lasciamo cazzo. Mamma mia, come devo. Voglio ma state vedendo come ci facciamo sto giocando in amore? Ma perché non state dicendo tecnicamente come sto giocando? Sì.
Cazzo, mannaggia. Allora, poi buonanotte Elena. Maronna, gli attoni, zitti! Mamma mia, i guardi, voglio i guardi, zitti. Voglio i guardi. I guardi, oh. Voglio i guardi, i guardi. Mamma mia. Voglio la polizia, zitti. Voglio c'è la police. Sciamaro, spung. Sta police. Voglio la police. Maronna, la police. Ma che cazzotto, ma questo poliziotto. Voglio la cab. Così, la cab. Pure gli diventa la cab. O ti sfunga. A cab. O polizio, ma che ti sta pensando? Ma chi è Valterone? Valtero di Dom. Su scarpa. Ma no, ci cacciato un fuoco. Zitti, ho cacciato il fuoco. Ma io ci cacciato un fuoco. Sanna, guarda a Valterone, va. Valterone, vatti di coppa all'aucillo, va. Su sporco. Vatti di coppa all'aucillo, Valterone. Vieni lì, ti una coppa all'aucillo, sì. Valterone, guarda che stanfella. Valterone mi picchia con le stanfelle, Enzo. Lo faccio qua più. Quando è bello, lo faccio qua più. Valterone, ma piglia un culo, ti. Si è fatto male, Valterone, hai fatto con fate formicolo. E ti palla. Ma ti palla. Ui, ma guarda chi sta come sta induzzando. Sporchi Valterone. Guarda chi lo sporco. Zitti. Guarda, non capisci un bocca da dorme. Aiuto, state zitti, eh. No. Chi sta salta? Aiuto, salta. Che è? Si vedo culo in terra. Mo ti scama. Mo ti scamazzi, mannaggia diavolo. Aspetta, zitti, voglio usare Valterone che sta incazzato malamente. Valterone non si fa questa anfella in bocca, però. Mannaggia, pure biondo, mo. Ma tu. No, aiuto. Cazzo, ma staranno, Valterone, ma staranno, voglio. Ma tu non capisci in bocca, Valterone, ti faccio io l'infortunio. Ma tu non pure una tua capisci in bocca. No, aiuto, mamma, mi salta addosso, Valter. Ma mi aiuto con culo in culo. Aiuto, a culo in culo. E basta, Walter, ma che violenza è? Mannaggia, mo tutto in terra. Guarda che zitti. Valterone, e morì. No, ma giù, salta. Sciamanosca, mannaggia. Valterone, cazzo. Ovvio, ma perché sta a fare bello vicino a me? Ma da no, io non mi sto appicciando ammazzato con uno. Sta da mettere in me, sto scemo. Zitti. Ma quando muori chi sta? Ovvio, ma ti fai cazzo tu. Enzo Ferrari e Walter, ragazzi, contro di me. Si spurk. Aspetta un attimo. Io tengo Enzo Ferrari e Walter in un gol, eh. Poi ce la faccio in bruglia. Qua. Chi lo metto un po'. Ma da già scummi mazzato. Santa, vattene a fanculo, sì. Vieni, mamma cuogli più. Vieni, mamma cuogli più. Mamma cuogli più. Ha deciso. Mi rutto cazzo. Oh, salta. Ma chi le metto un po' culo in cuore? Nasce da già non qua faccio un bocco. Ragazzi, aspetta che mosso. Sta già fanno volo. Aspetta che si mozzo un cuore. La fa un bocco più qua faccio un bocco. Ma io che si mi sta rumendo cazzo, eh. Mamma mia, non muoro mai. Adesso qua faccio un bocco. Ma proprio mi ha da laggare. Proprio me la lagga. Cazzo. Ma non muoro mai io. E tu muri mi rutto che è morti, ah. Mamma voglio. Che ci è voluto? E che ci è voluto, voglio, mamma. E che ci è voluto per uccidere? Mamma. È da fiero Valterone, eh? Uzza passa noi. Mamma, meno male, grazie Danilo. Quanti ne siamo in diretta, voglio sapere. On the battle bed pin won. It quickly became. Ma come nel foot. Quanti ne siamo? Vabbè, pure a me mi piace su, penso per già. 96. Anna Trichilo, Valterone che a buscare dal mezzo pelato solo nei videogiochi può succedere. Ma serio, voglio zitti che sono nel Bronx. Anzi, sono nel Bronx, vado a stare zitti. Ha già piazzarma da terra, aspetta, io già riuscito a piazzarma. Come si piglia? Quick, six. Mannaggia, come si piglia sta arma da terra? Sotto, mi abbasso. Ma come si piglia sta arma da terra? Aspetta, io già. Chi stanno sempre intervenire che ammazzate qua?
Ah, boh, fanculo, è una sacci Ora? Sì, ora mi sentite, eh? Mi sentite ora? Sì, sicuramente mi sentite. Aspetto la conferma, ma mi sentite sicuramente perché ora mi sentirete sicuramente. Shiva è morta. Mi sen- Sì, sì. Ok, no, a un certo punto di gioco all'improvviso si sentiva drrrr. Però paradossalmente il gioco si sentiva come un citofono, però andava fluidissimo. Guai, veniva una fluidità esagerata. Cioè, ma non devo mettere le cuffie. E in questo momento non ce l'ho qua, purtroppo, non ce l'ho qua le cuffie. Se metti le cuffie non vai in tilt l'audio, ma non ce l'ho qua. Purtroppo si mai zumbatco, no, non le posso prendere, diciamo. Però, che deve già dicere. Io lo rimetterei, sì, io variando, perché stavo variando e potrei ancora farlo il gioco. Secondo me te ne proprio un gioco, dice Giuseppe Farito. Io riproverei tranquillamente, per carità, che ne dite? Io ci sto. Basta che chi penso fermici come cazzo la già mettere. Io ho anche salvato e ho fatto anche lo save game position, per carità. Prima di chiudere il gioco ho fatto save game position, per carità. Mm, Aspetto voi cosa dite, insomma, ma io stavo giocando, stavo pure picchiando duro. Era arrivato anche il secondo quadro, perché vai, si sfunata la capo. A Balterone e a Fezzo Ferrara, tra l'altro, al primo quadro. E rigiochiamolo, solo che giocavi un attimo mo come Maron sta mette, Enzo Ferrara, mi devi dire, pozzo trasi, come buttasi. Entra Enzo Ferrara, mettilo tranquillamente, per sfungo proprio. Cioè, non avete capito che questo gioco è fatto per me. Questi sono i giochi che piacciono a me proprio, proprio forti. Cioè, sì, sì, ho fatto game save, ho fatto save game position da furbone, da gran furbone. Non mi sono ritirato senza il malloppo. E si ma cominciava a droga, ci mettesse un culo. Stuppiati mazzata a Balterone. Ma questo è un quadro che io. Questo è un gioco che forse vincerò, per come sto carico. Ehm, Mentre entro col team vivere, ma se vai a prendere le cuffiette ti aspettiamo. Vado a prendere le cuffiette, poi mi vado a pigliare, eh. Solo che ti dico una cosa, Enzo Ferrà.
Ok, va a capire cuffiette, va a capire cuffiette. Aspettate un attimo, non è facile prendere le cuffiette però. Mm, sì. Ok, prendo le cuffiette. È un burdello perché però ci provo. Vado a prendere le cuffiette. Se si stacca l'audio non vi preoccupate, lo metto subito. È staccato proprio cosa? È staccato. Aspetta. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo. Si sente ancora, eh? Un secondo solo che prendo le cuffiette, eh? Che sfungo proprio l'utero. Proprio l'utero. Aspettate un attimo. Sciamaron, mo carico pure. Eccomi. Ma c'ha giocato. Sì, Mugliere mi si è dormuta. Mugliere mi si è dormuta che cuffia in diretto, cioè si stacca una riccia. Non me ne ero accorto che si vede ancora in diretto su. Aspetta un attimo. Che cuffie ho preso parere, non sapevo questa cosa delle cuffie comunque. Quando poi mi dai l'ok io le metto pure, sfuga. Aspettate un attimo. Guardate un po'. Guardate che un po' mangiata un euro. Quindi intrattenimento così, ma da che volesse tenere. Vorrei avere io un intrattenimento come me. Vorrei avere un cerrone. Coppano YouTube. Hai un coppuletto, mi faccio male. E mi dico diretto cerrone, ma ci guardare. Un po' spugnata ne ora. Aspetta, allora. Mi stava rucando. Aspetta, una sciupata quando è successo il carico di caffè. Mi stava rucando nei rai, ma stava. Allora, metti le cuffie nell'ingresso. Aspetta, nell'ingresso, non quello del PC, non quello. Ah, no, in quello del PC. Allora, li metto una PC solita. Allora, eccolo qua. Lì, le cuffie nell'ingresso del PC. Allora, eccolo qua. Vai. Questo Enzo mi devi solo far partire il gioco, mamma mia, per sfonga proprio. Allora, non state sentendo perché a un certo punto il microfono è caduto in terra. Non state sentendo quando parlo. Per sfonga. Ecco qua. Aspetta, una stocchini di fila. La vita nel filo. Ecco qua. Per sfonga proprio. Sì, si sente? Mamma mia, come sto rigido. Vai Enzo Ferra, ti aspetto, come sto disco rigido. Mamma mia. A posto? Oh, ma chi mi ferma più? Gesù. Ma dammi solo Gesù che sta a Cila, dammi proprio fermare a calcio. Allora. Aspetta un attimo, Final Fight, ci siamo. Aiuto, datemi 20 euro, 20 euro per la grazia. Per la grazia. Ma non è che con le cuffie alzi troppo la voce. Può essere pure. Già sento tu in orecchio. Ecco qua. Ma non è, no, boh, ci sto. Fatemi su. Quanti siamo in diretta? Io so. Spiaggi mi sa ovvero Enzo, ma non è che alzo troppo la voce con le cuffie. Forse con una cuffia posso giocare. Che dice? Gioco con una cuffia, così sento un po' anche quello che dico. Che sfung. Io provo a giocare con una cuffia. Dimmi che succede, va. Si mi riesce a calare un poco. Enzo, mi abbassi un po' il volume degli auricolari. Se puoi. Si mi cala un po' il volume degli auricolari. Anche se con un auricolare dovrebbe essere tutto ok. Si mi calasse un po' la voce. Vabbè, comunque io, poi si può fare. Sì, così posso giocare, Sento un po' che sfungo l'utero. Madonna mia, come sono forte. Guarda come va fluido. Mamma mia, mamma mia. Fatemi sapere perché cazzo sfumano,
Io vedo benissimo. Ma era solo 20 euro. Zitti. Aspetta, sta Vegas. Sfungo Vegas. Ah, mo so forte io. Ho trovato il mio gioco, Per sfungo. Ma che sta facendo Enzo Ferrara? Ma che Enzo Ferrara mi ha placato? Ok, rientro. Ah, boh. Secondo in tendenza dietro le elezioni africane. Dice che danno Barone, non è male, essere dietro le elezioni del Congo. Del Congo belga. Si rallenta solo un po'. Vabbè, comunque Enzo Ferrara mi sta volumando un attimo l'audio delle cuffie. Anche se non era male questo qua, per carità. Ma che si caga che fanno la rocchia non va bene. Infatti Alessio Pesola, non so perché mi fanno la rocchia addosso, sti bastard. Mi vengono da dietro, davanti, ma non è capito che sto carico malamente. A già calà o no, vabbè, una calà e andiamo qua, vi sfungo a tutto quanto. Puoi anche uscire, vi sfondo. E vado a sta proprio zitta. Allora, ma come si vede la tendenza? Renato Franco, scrivi tendenze live sul motore di ricerca di YouTube. C'è un canale proprio che si chiama Tendenze Live. YouTube, capito? Da come da avere in culo. Da fare un po' cazzi per le tendenze, capito? Allora, sto aspettando Enzo Ferrara che bello e buono, non so che ci faccio ma combinato che avvicina. Qui Daddone. Qua Daddone, quante volte ti vorrei far giocare, ma Enzo Ferrara non devo fare qua. Ti nomino spesso. Gioca, sono uscito, ok. Allora ci siamo, amici miei, un attimo solo. Ecco qua io. Ma io ci sono, zitti. Da chi si cava. Mi stavi in pausa ma non era qua. Poi sfunga proprio, vai io. Mannaggia la morte. Non hanno capito che sto pattinando sul ghiaccio. Facete sapere se si vede bene, perché a me si vede benissimo e si sente benissimo. Non hanno capito che sto carico un baccaro, cioè gomitati in di Chang. Lo piglia a gomitare in di Chang. Bu bu bu. Marrani. Ui, guarda chi si... E come maronna ti permetti di sti cazzottone in bocca? Ma da già svergina. Da già svergina. Da già svergina. Aspetta, va a tra chi sto chiamato un cazzo. Mo tutto parlare. Aspetta. Sape mi sembra un cazzotto in bocca a me. Ma non capisci stai parlando con Gesù Cristo di Nazareth. Zitti. Poi vieni a Cubio. Cubio che è? Ah, che Cubio, mo sei solo tu. Ma devi tutto parlare. Aspetta un attimo. Già stupia chi sta. Spuluto da pattina. Hai i capelli. Guarda chi sta ci vede i capelli. Mamma mia, uppercut. Ma no, che uppercut? Cioè, ci fate anche io, ma state vedendo? State vedendo che mazzate? Allora. Ma è un mazzo. Si vede e si sente benissimo. Ma vedete che mazzate che succedono? Zitto, ci stanno hot dog qua. Mo li si mangia proprio, un euro. Ma sta un euro sto hot dog, mo mangia proprio. Aspetta, zitti, voglio che c'è un piccolo cieco. Ma no, non è che si castigano in terra. A schiaffo, proprio. A schiaffo. Vieni a qua, più. O russo qua. Senza Ferrari qua, Enzo Ferrari un dom. Zitti. Bubu. Namunez, tutti namunez. Aspetta un attimo, io c'ho namunez. Tutti namunez. Ad chi la ma curte. Osce, ma ma curte lo fra. Tutto fuoco con quello. Aspetta. Oh. Ma chi sto biondo come schifo, sto russo e merda. Enzo Ferrari, ma uffoni. Dai Enzo Ferrari, tutti namunez pure a te. Vieni a qua, chi sta tu che questi cosi? Ho tutto un culo. Aspetta, c'ho chissà una munizia. Come va, frate? Dai, abitato te ne io, frate. Ma faccio cazzo. Mi sto piato a chi? Ancora, stai ancora qua? Ho drumo. E noi? Vabbè. Ma io sto salendo sopra, zitti. Ma chi è questo? Ancora, Enzo Ferrari, e basta, Enzo. Stupro. Aspetta un attimo. Ma c'è tu cazzo questi cusarella, ma... Oi, oru. Russo infame, chi sei Frank Annetto? Da chi si moderatori infami, come vengono in quello. Aglio, ma sta a posto, frate, abbiamo condiviso 9 mesi e mezzo, ma ho voluto 4. Ma non va ban. Ban. Da chi la mi viene a vedere con le arnesi. Ma chi sta la facendo fa? Ma la giusta di numero qui. Super Nightmare, vieni a capire. Aspetta, va a tracche, chi sta la già in numero. Ciamma rosca, infame zecca in do muro, zecca. O da zecca in do muro. Ma io veniva da vicino a me, che sono nervoso. Osce, ma chi sia? Chi sei voli? Chi sei voline? Tandom, voli. Aspetta ragazzi che sono in un quartiere molto... Ah, io sono in un quartiere molto brutto. Cazzo. Ma non è scritto in questo quartiere. E già, come ho fatto? Voi annanzi. Aspetta ragazzi, non va più avanti sto bastard. Ma che è successo? Io mi sono bloccato.
Voglio, ma perché sto qua? Mi sono bloccato, solo a me mi succedono queste cose qua. Ah, oh, c'è un c***one! Mamma mia, mamma mia! Mamma mia, un porco! Voglio, zitti, un porco! Chi è questo? Ma chi è questo? Oh, gatto! Oi, Rudy! Ma che è Rudy Silvestri? Voglio sta Rudy Silvestri! Gesù, Rudy Silvestri! Rudy Silvestri! Ma ti scamazza proprio, Rudy Silvestrini! Voglio sta Rudone! Rudu, ma da noi o no? Ma l'ho mancato! A Marone, chi si fa paura, chi si fa una mossa, ma ci... Rudu, è mangiato un calippo, Rudu, zitto! Oggi ci sa Rudone, bello! Oggi oggi perso cosa a terra? Ma come si piglia sta energia? Ma lo so per me te butto, ma io come si piglia sta cosa? A spiaggia per sta cosa, io sono una cacca. Allora. Ma io già per sta cosa, mamma. Ah, l'ho presa, zitti. Mamma mia, Rudone. Ma ero Rudone che capato. Guarda, 2 rudi, non ce la faccio con 2 rudi. Ma erano i tori, voglio. Due rudi. Qui, te ne vai o no? Quando... Oh, scende allora amico, fa, sto combattendo con gli attuni, te ne hai? Te ne hai quando combatti con gli attuni? Fai vedere una cosa fra me gli attuni. L'ho mancati? No, l'ho. Oh, aiuto, gli attuni è partito, voglio. Aspetta, si è laggato. Un qua faccio un bocca a vola. Aspetta. Ah, tu dici che è Peppe Denti c'è kill. Peppe Denti. Oh, Peppe De. Stu spork. Aspetta, voglio. Da Peppe Denti, qua. Do frigoriferi e merda. Aiuto, ma... Mamma mia, come l'ha scansata bello, frate. Peppe De. Ah, fammi una lavatrice, frate, va. Fammi fare una bella lava di panni. Zitta un po', come fammi fare i cazzettini, stanno i cazzettini sporchi. Mamma mia. Peppe De, oh frate, ah. Mi sembra buscata. I buscati sempre all'ultimo minuto con un po' di rigore. Zitti. Oh, ancora sto porco qua. Lo porco è merda. Lo sporco è merda. Peppe De. E diamo che da buffi pacca ne faccio proprio accorgere. Sto mongoloid. Zitti. Oh, tu ci caffi in darezza a te, scemo. Ancora. Mannaggia, lo porco è merda. Voglio Peppe Denti mi sta facendo. Lo faccio qua, Mamma bre. Non li faccio giocare più a chi si porca. Uiatto, ma metto pari scarpe, fra. Accatto pari make up. Ui, zitto. Su, accatto di scarpe, mi parla con me. Zuzzu. Attaccatta, stanno riesce a due pezzi d'Italia. Stu mongoloid. Mo con bu, frate. 7 street qua, fra, che è? E pure di una lavatrice e tieni i panni street in culo. Zuzzu. Aspetta, io so 3 loro con a me. Io mi ha voluto morire, ma tutto cazzo. Oh, scemo. Ma faccio cazzo, sì. Combai, e tu sangue, oggi va tutti gli attuni su sì che merda. Sto dietologo, modo sfung. A tappo, voglio datemi 20 euro. Mamma mi dà 20 euro. Allora. 20 euro. Ma dà 20 euro per la solitudine che sto combattendo solo contro chi si qua. Solitudine, zitti? Voglio zitti che sono in quartiere un po' più alla moda. Sto a Manhattan. Ui, mamma mia, che cazzo da chi? Oh, piglio su cosa a terra. Aspetta, ragazzi. Oh, sto piano una cosa a terra. Cumba, ma un po' come frate, ma un po' di regolarità però, un po' di sportività. Ma che è sta cafunata? Aspetta, da chi sta tu gli attori? Ma quando si deve però, una volta. La faccio cazzo. Ma sta a posto. Ma non si può giocare a due così, a buffami mazzata a coccolo insieme sugli atti e merda. Ma ce la marosca. Ho detto, magari mi so cosa fu così su frocia. Stu frocia da frocia. Aiù, non avete capito che insomma i froci tengono e schifano un po'. E come va a te, no frate, sto pa combattendo che i froci, fatti i cazzo tu. Ma manderei frocia. E insomma, e te sto dicendo che te ne hai, basta. Stato anemico, sto anemico, sti due zombie. Combo frato, zu. E fangane va caca. Sti zombie anemici, muovono dorsi, mazzata. Aiuto, zitti un po' che stanno gli anemici. O anemico, ha fatto un po' di sangue, frate, piano succhi pomodoro, frate, a pombelma. Sono un mostro. Poi chi è questo? Chi è? Oh, dommi mazzato, non si conosco proprio, non dommi. Zitto. Enzo Ferra, ma te ne vai? Annaccio sacro stane. E non vai in da parrocchia, francamente. Tutta una campana in capo. Ma chi è sto lungo? Voglio Mastroli. Ma ero Mastrolino, ma da calcio. Mastrolino do. Oh, sta pure una puttana che... Oh, puttana. Mastroli, tronco qua c'è un bocco. Fa i piatti.
Ui, puttana col coltello, puttanella. Che puttane. Ma sta mastroli di scumme. Che puttane che coltello ne voglia. Da sta puttana con coltello, madonna mia. Ma io mi dromma tutto quanto. Ui, puttana. Puttanelle, ma da fare puttanelle, mi sapevi, voglio magari questi cuttolini in mano. Ui, puttana, vieni a qua, puttana, che sei solo tu, puttana, vieni per tu pesce. Più pesce, zitta, più pesce, zitta. Più pesce, zitta. Ma non mi fanno accusare? Come mi fanno accusare? E puttana me la dai in coppa domiziana. Da chi sa come spalleggia, ma sto lindo. Sant'Anna! Aspetta. Ma solita città a fi piatta. Ok, stanno i piatti sporchi. Ma ci vai a cavo, ci vai a cavo, cioè. Stanno i piatti sporchi. E vado a fi piatti che stanno su. Ma no, come ci fa questo? Da chi che cazzo? Ma stoli viene a catare Giandrufò. Ma che zumba fa che là? Ma lo ha già mai mazzata questa. Che re, chiappa tu capo in capo. Oh, e citti che ti fai male. Vieni da volta e vedi se muore tu capo in capo. Para a Waller. Ya, che pare che ti non posso dire come, pare che ti a Waller. E qua. Che re, mi scansato. Aspetta, don Durz. Tutto nei capito, mi sfacim. Stu Capitan Poppy. Che mi mancate? E mo don Durz. Quando mi manca Dumbea. Oh, perché insomma, che là stu coso russo? Come si chiama? Calman, questo? Colman, che tiene i cal. Oh, me merda. La già chiappa. Vieni a con me, vieni a con me, facci. Ma non quando mi acchiappa per faccio, mi fa cosa? Come mi mettere in mano in faccia? Come mi mettere in mano in faccia con Durz? La città che andrà a mettere in mano in faccia. La città che andrà per mettere proprio. Cresci, porti la persona non mette la web così sembra che parla col personaggio. Ma chi se ne capita che ti sfongo pure a te, sporti. Mamma mia, che pazzate che chiama che si ca. Ma quando mori chissà io, ma quando ne ci tiene chissà, mamma, chi sta peggio di Walter. In a mongolo. Stu coso brutto. Aspetta, madonna, quando me la chiedi capisci in capo. Mo ti scaccia capisci. Ma non muore mai chi mi sta facendo un blu cazzo. Poi è morito, è morto. Sta fa maronna. Maronna. Oh, è morto o no? Oh. Da chi si mi ha fatto rilassare? Mamma mia che la giumbina, voglio. Quanti ne siamo in live? Perché penso che sia un forte. Mamma mia, secondo round. Quanti ne siamo? Team 3000. Mamma mia. Team 3000. Quando mangiate un euro, guarda, è inconcepibile questa cosa che avevo mangiato un euro. 86. Ma poi ci davo mangiare un euro. Ma Ciccio Gamer cioè, è divertente. Non capisci. Poi aspetta, cioè, tu mi mazzata che si un attimo, poi dopo pensavo a donazione. Mo ti levo sto nemico e puttana. Aspetta, sta puttana, io già sta. Il film mi fide brera, già sto mi mazza. Puttana, ma non vai vicino a me che sembra una cosa fra uomini qua, fra. A nemico, e già mia. Sta puttana. E qua ma già a fare i puttani mendioca. Già a fare i puttani va. Che coltello in mano. Claudio Appa, qua. Claudio Appa, ma te ne vai o no, Claudio Appa? Ma te ne vai no, a Pumbe, a fare guide turistiche a Pumbe. Te ne vai guide turistiche a Pumbe o no? Sti quattro mongoloidi vicino a me. Ancora sta. Aiuto. Ah ma bella, sfungo in due vetri. Aspetta, guarda come mangi in due vetri. Oh, ma guarda che gli attori in mezzo. Ma avete a peppa dentro, la poi mangiando mai mazzato tutto quanto. Ma poi faccio le cucchiaie alla mano, Guarda lo fuoco, che butto fuoco tutto contrario. Guarda che lo peppa dentro, dice merda. Peppa te. Io non capisco un po' che è bafa in bocca. Allora. Peppa te. Ma che re? Peppa te. Ma che re, non riesco a chiappare. Ma bene, mongolo, che vai a destra e a sinistra quando gioco pallone non fai niente. Fai niente quando vai a destra e a sinistra, mongolo, devi sempre ritto per giocare pallone. Ancora qua. C'è ben morito sangue, Sta ancora qua? Annaccio cazzo. Mo tu faccio con gli schiaffa a mano smezzi, hai capito? Ci piace schiaffare uno proprio con me creatura.
La ci vedo. Guarda qua, la ci vedo vedrete qua. Guarda qua, la ci vedo vedrete. Mo pigliato. Bu. A gomma di Chang. È morto. Va bene. Zitti, ma chi è? Ancora Enzo Ferraro, mamma mia, Enzo fa un pure mai. Ancora caldo da paia. Ancora chi luzzuca nemica. Sta puttana ci in due vetri. Che se ci piace essere sfumato in due vetri a questa qua. Vabbè, c'è ma puttana. Ancora. E morindo sangue, mu. Sciaffi a tutto quanto. Sugli attoni scavaz. Ancora i Vega, Little Vega. Vabbè, quattro in culo a me. Vabbè, ma vado a mandare all'angela. Aspetta. Ma che sta mossa cessa? Qui puttana col pantacolla, vieni a casa, prima chi... No, cazzo. La puttana, a cavo ci faccio, faccio pigliare, a cavo ci mucchia. Ma già pigliato, guarda come ha pigliato questo. Hai visto come l'ha pigliato? Ma ha pigliato da cos'è qua? Puttana. Mo devi pigliare il capello. Ma trevo in culo a me però vado a fare respirare pure. E poi posso stuppiare tutte e tre contemporaneamente. Sant'Anna. Su pare Wolverine. Wolverine vieni a casa, madonna. Bucca mamma da Wolverine. Peppe devi venire a casa, frate. Chiudiamo i conti, Peppe. Chiudiamo i conti con la lavanderia. Ma bene. Bucca chi da mu. Dai, ci fa manco su sulla terra. Peppe devi vieni, Peppe devi. Quando devi bucca mamma. Ma alla fine perché è peccato di umiltà, dice Connor. Ma che ne sai, esci? Allora, ma che sei bloccato io? Ah, 3 gears. Ma che mostro. Che mostro che sono, voglio, mamma. Che mostro. Posso io che voglio, c'ho un'energia forte, mamma, io sto sul ponte di Brooklyn, voglio zitti. Voglio zitti che sto sul ponte di Brooklyn. Zitti un po'. Canzacci chi viene, mo. Ancora Enzo Ferraro. Voglio oggi per sta mazzatera, zitti. Poi, voglio fammi pigliare la mazzatera, vaggiando un po'. Come sa cala questa? Madonna mia, come sa cala pigliare sta mazza? Poi, fammi pigliare la mazza un attimo, ragazzi, ma fatemi prendere la mazza, vero? Ma giocami un attimo regolarmente. Guarda che si piglia la mazza. San Patrignana. Voglio morire, fammi pigliare sta mazza. Ma fammi pigliare la mazza e poi ti indom. Ma proprio dici che già schiattata, ma volete far pigliare la mazza a te? Ragazzi, devo prendere la mazza. Mannaggia cazzo. Chi tempo mi fai pigliare sta mazza? Perché mi fai pigliare la mazza? Come si piglia sta mazza? Per dire mi fanno pigliare la mazza. Fate prendere la mazza, mannaggia cazzo. Come si piglia sta mazza a candello? Cazzo, ma la poi c'è che prima già avevi capito, vado a fare la mazza. Ah, ok, mannaggia, ma va sfungo in capo. Ho preso la mazza, come si fatta la mazza, madonna mia? Come si frusta? Allora, come si frusta? Bu. Aspetta, come si frusta? Ah, così. Ah, guarda, mi hanno fatto una mazza a mano, ma ho 3 euro per pigliare da ora. Aspetta, voglio fare la mia mazza. Ma fate prendere la mazza un attimo e non me la vuoi dare la mano. Io vado a buscare. Vado a battere. Ma mi dici tu come si piglia la mazza in tassio? No, che sande mia. E non dai scappigliare. Aspetta. Se mi fa pigliare la mazza un attimo. Niente, voglio. Meglio che attacchisse con le mie armi. Chi te è morto. Non riesco a battere più. Ya, vieni, mi hai fatto via la mazza. Sta facendo un me mazzato. Che stai? Aspetta un attimo. Pa fa bocca, mamma. Salva cielo soffruto e vita. Ovvero. Aspetta, pausa. Ha già salvato? Tengo mezza vita. Lo posso salvare un attimo. Legend save game position. Avevo già salvato un attimo io. Ecco qua ho salvato. Quando cazzo mi dice? Off. Siamo off, voglio come siamo off.
Comunque è molto stancante questo gioco, è bello però mamma mia. Off? Come off? Voglio muoverite? Aspetta un attimo. È off o mi vedete, ragazzi? Fatemi sapere se mi vedete perché gli accozzi. Ho salvato perché mi ha detto di salvare. Aura on apposta. Ragazzi, io non so prendere la mazza da terra come la compre. Allora, vi devo abbassare e già premere cocco. Aspetta. Ma no, come si vede sta mazza da terra? Come si può pigliare secondo voi? X? Supplemento proprio tutti i bottoni, guarda, per pigliare sta mazza da terra. Aspetta. Tanto tempo già sta. Che posso premere con la freccia in giù? E qua, io la freccia in giù va giù, capito com'è? Però devo capire come si prende la mazza, veramente a costo di stare qua tutto il tempo. Abbassati, ragazzi, guardate se mi abbasso cosa succede. Va sotto e sopra, ok? Freccia in giù, ragazzi, guardate, la freccia in giù va giù. Capite? Come cazzo faccio per sta mazza? Fatemi sapere, ragazzi, perché sto qua per aspettare questa cosa. Cazzo, non riesco a pigliare. Tanto il tempo non c'è e il tempo diminuisce, ovvero il tempo diminuisce. R1, magari è R1, voglio. Ah, ok, è bravo, la mazza, già capito, Ma già capito come ha già fatto, raga, mazza. Comunque ho premuto un bottone, che non mi ricordo quale. Però mi ha già fatto la chissa, scusate un attimo. Ah, ok, guarda come frusto, mamma mia, sto frustando, voglio. Ma mo sfungo, vabbè, mo proprio vi frusto tutto il tempo. Mo vi frusto tutto il tempo, vi frusto. Ma vi frusto tutto il tempo, voglio. Ma vi frusto tutto il tempo. Mamma mia, come vi frusto. Ma mi ha fatto cazzare, voglio. Mo dum. No, mo chi si dum. Ma guarda in faccia a nessuno. Non guardo in faccia a nessuno, compa. Non guardo in faccia a nessuno, ragazzi. Va dum. Va frustato tutto qua. Mi ha fatto cazzare. Non mi avete detto le armi. Oh, mongolo. È inutile fu mongolo su zombie. No, vandom, voglio. Mi dispiace, ma vandom. Non me ne fotto, non me ne fotto, non guarda faccia nessuno. Non voglio ragionare, ma andate un po'. Mo mangiamo un po' infrullia. Mo un frulli. Poi scero va, mo un frulli pure a te. Vieni. No, facciamo tutto quanto che la stessa mossa. Mo un frulli proprio. È inutile che fu un catena. Stuncatenata pazza. Stuncatenata pazza, un catena. Un catena. Che mi fai paura a me che tieni il catene vicino al braccio. Combo frate, ma mica mica può tenere pure la maronna vicino a un frusto. E a me, un catena, magari un catena fa paura qua. Con quella sua stazza. Un catena. Ma è bello l'incredibile. Mica mica, mi frusta tutto quanto. Ma finché mi passo il genere mi frusta. Mi frusta tutto. Un catena si nessuno. Mamma mia come mi frusta. Un catena. Faccio pure ma lo da catena ma. Cazzo, ma poi la musica, ragazzi, la sento solo io, me la fate capire questa cosa? Non ci capite, la sento solo io. Aspetta, sta puttana di cosa. Aspetta, ragazzi, ci piace sto coso. Zitto, fammi piace sta cosa del ma vandurz proprio. Maronna mia, uiattone. Aspetta, Peppe Denci, voglio zitti un attimo. Ma vandurz proprio. Fammi piace sto oggi a terra, voglio che ci ricordo su. Zitti. Ah, la sentite? Sta puttana sti. Le gemelle arpaia, guarda le gemelle arpaia. Non andare un blu, cazzo a me. Le gemelle arpaia, da fare puttane, Ecco la puttana in merda. Aspetta un attimo. Da su Peppe Denti, cioè si sta facendo difficile. Allora. Si sta facendo un po' difficile, leggendo un po'. Ma sono sempre gli stessi personaggi, vero? Ma come erano? Sempre Peppe Denti, ci ha dato un po'. Diventa un po' noioso. Dopo un po' perché sempre stessi cose, sempre stessi personaggi, diventa un po' noioso. Voglio. La verità ma giù tu cazzo. Ma c'è proprio tu cazzo. La verità.
Diventa un po' noioso, voglio. No, mi stai annoiando, ma giù tu, cazzo. No, mi stavo un po' annoiando. Sempre gli stessi personaggi, ho 3 quadri, ma che ci faccio? Mi sono così divertito all'inizio. Però poi no, mi sta un po' annoiando, per carità. No, ho fatto pure male cava, che poi troppo immazzate. Sto pure un poco stanco però, per carità. Sto anche un po' checca. Una volta che hai fatto 20 volte a dentici, ma chi fa più? Ma infatti, sempre dentici, un culo a me. Ha già fatto un culo a sto dentici. Vabbè, comunque avevo lo sfizio di provarlo. Questo qua, 57 noi stiamo. Ma quando mi erano 10, ma lui fa a maratona, lui fa. Cornetto, no, ma quello cornetto, io mi mangiato un euro. Stiamo a 3 euro qua in diretta, mamma caga tu, cazzo, mo ciniamo proprio. Stiamo a casa 1 ore e 55, qua sono a 4 ore. Aspetta, fammi rinnovare la pagina. Sono a 4 ore, sono. Siamo 59. Ah, boh, sta a 3 ore in diretta, ora come finì. Aspetto, ho rinnovato la pagina, vediamo che succede. Ma stiamo da un sacco di tempo. Da quanto tempo stiamo in diretta? Io da 3 ore minimo. Ok, non si rinnova la pagina, fanno più esagerati. Voglio, allora domani, vabbè, domani facciamo facciamo indovina la voce, mi piace indovinare la voce, mi piace assai. Lo proviamo questo indovina la voce. Come che belliglia. Però speriamo che mi faccia tu anche, ma essere con le iscrizioni, mamma mia. Perché poi vediamo da chi vuole esserci annoiato, no? È stato bello perché l'iscrizione su Blade fatta. No, non voglio fare indovina il film sportivo, perché voglio fare cose di, capito? Cioè, proviamo una cosa così. Ah, poi, a me piace indovinare il film, però sai perché l'ultima volta che l'ho fatto non vi siete iscritti, ma fatto accusò. E allora, capite, sono poco traumatizzato. Crecca. Ok, proviamo. Sì, proviamo. Sportivo, proviamolo. Ma io non so da quanto tempo sto diretto, ma come non mi decido. Che qua sotto non mi risulta, non mi viene scritto. Eh, Guarda, ci vedevo quasi per 65. Ma che ti i spie? C'hai delle spie che quando sto giocando, quando non gioco più, ho collegate. Comunque io mi sto morendo i sogni, eh. Chiudiamola così col sonno, questa diretta che è stata a 3 ore e 16. Io ma volete dire, no? Non volete dire, io no. Indovina il film erotico porno anni 90-2000. Ma anni 92. 3 ore e 21, ma giusto a una vita. Lasciatemi. Fatemi concedere. Ci vorrebbe rimanere serio, perché leggo suono, voglio. Vediamoci domani sera e facciamo questo quiz. Vabbè, poi ci aggiorniamo durante la giornata. Un po' con coppo gruppo, un po' sulle notifiche, insomma. Un po' con coppa Instagram, amicissimi di Instagram. Vabbè, buonanotte, voglio, ya. Mi ci qua. Comunque è stata una puntata dura. A domani, voglio. Vi lascio, tengo suono. Buonanotte.